seduta riprende. Allora, colleghi, così come deciso in conferenza dei capigruppo, ricominceremo la trattazione dei punti. Gli unici articoli trattati saranno l'11, il 15, il 16, il 110, il 114, il 131, il 132, il 133 e il 134. Volevo comunicare all'Aula che dal giorno 13, quando riprenderemo i lavori, 13 di gennaio, ci saranno 3 disegni di legge che verranno trattati. Dal giorno 13 noi materialmente porteremo in Aula il disegno di legge degli enti locali che è già pronto Aula da tempo. Nel frattempo le commissioni potranno lavorare ad altri 2 disegni di legge, uno che riguarda gli ordinamentali e lo stralcio ed altro che sarà un DDL omnibus di spesa. Pertanto adesso andiamo all'articolo 15. Chiedo al Governo... Dov'è l'assessore? 15. Ricordo che semmai... Buonasera Vicepresidente. Semmai dovessimo arrivare oltre le ore 20, dalle ore 20 in poi, semmai dovessimo arrivare, onorevole Di Pasquale, semmai dovessimo arrivare alle ore 20, dalle ore 20 in poi si faranno soltanto le votazioni di articoli e di emendamenti. Siamo all'articolo 15, credo che ci fosse una riscrittura. Prego, onorevole Di Pasquale. Signor Presidente, signori assessori, colleghi parlamentari, stiamo discutendo l'articolo 15 che riguarda i PIP, questo un serbatoio di lavoratori importante, aspetto delicato, di cui ci siamo fatti carico, che riguarda Palermo, ma ce ne siamo fatti carico nel tempo tutti, nelle varie legislature che si sono susseguite. A me dispiace non vedere in Aula né il Presidente della Regione e né Forza Italia. È una vergogna. Dopo che noi abbiamo votato, dopo che noi abbiamo il gruppo tutto, un deputato, 2 deputati, 3 deputati, non possono contare nulla rispetto a un partito che è il partito del Presidente della Regione e che si deve portare un risultato che è quello di una finanziaria. È una vergogna leggere i comunicati stampa di Forza Italia che attacca Presidente dell'Assemblea, e questo può anche non interessarmi, ma che attacca il Partito Democratico che in maniera responsabile ha evitato i voti segreti sui forestali, sull'ESA, sul lavoro. Vergogna! Ma che uomini siete? Ma che uomini siete? Ma che rispetto avete delle istituzioni? Ma che sensibilità avete amministrativa? Siete veramente piccoli, siete veramente ingrati. Veramente Forza Italia oggi rappresenta un partito che ha perso il lume della ragione e ha perso la bussola. Cioè, leggere un articolo contro il Partito Democratico, contro le opposizioni, sottoscrivendo se era presente il Tizio o il Caio, cercando di fare solamente la nostra parte, cercando di dare un contributo all'andamento di questo Parlamento. Guardate che è una vergogna, sto facendo riferimento a un intervento che è sulla stampa da parte di Forza Italia che va a mortificare il ruolo serio del Partito Democratico, che ha cercato di contribuire a risolvere tutta una serie di questioni. Quindi, noi le cose di casa vostra non ci interessano, le contrapposizioni che ci possono essere tra i partiti della maggioranza non ci possono essere, però che nessuno si permetta, veramente, perché siamo stati bravi, siamo stati troppo bravi,
che nessuno si permetta di sporcificare, proprio voglio utilizzare questo termine, il ruolo dei parlamentari di opposizione che sono stati veramente responsabili in tutta questa manovra. Prego, onorevole Sunseri. Grazie Presidente. Guardi, sulla stampa sta circolando un comunicato stampa del segretario Caruso, attaccato Onorevole al PD Di e al Movimento Pasquale. 5 Stelle. Si rivolga a me, onorevole Sunseri. L'ascolto. Grazie Presidente. Guardi, non le nascondo un pizzico di nervosismo nel leggere le dichiarazioni del segretario regionale di Forza Italia, che in una dichiarazione stampa attacca il PD e il Movimento 5 Stelle di aver chiuso degli accordi per tagliare fuori la maggioranza e portare avanti la manovra finanziaria. Io non volevo intervenire su quello che sembrava essere notizie di stampa che a me non sono state confermate in merito a un suo messaggio ai capigruppo di maggioranza, perché probabilmente è un suo messaggio che ha rivolto... Mi scuso... C'è un po' di nervosismo in aula. Vada. Ma che chiudi? Vada, onorevole Sunseri. C'è un po' di nervosismo, però io ci tenevo Dice? Lei lo avverte? Ci tenevo a ribadire la posizione del partito che mi onoro di rappresentare, al di là delle dichiarazioni che ho letto sulla stampa. Noi credo e penso sia abbastanza palese, abbiamo tenuto una posizione molto coerente sin dall'inizio dell'arrivo della finanziaria e del disegno di legge di bilancio in Assemblea. Abbiamo presentato centinaia di emendamenti nelle commissioni, abbiamo presentato centinaia di emendamenti in Commissione Bilancio, portando avanti le nostre idee, e quando non erano le nostre idee abbiamo presentato degli emendamenti volti a modificare, pensiamo, nel miglior modo possibile il testo depositato dalla maggioranza. In questi giorni abbiamo continuato a lavorare, a studiare, a presentare emendamenti anche in aula. Non abbiamo mai urlato, abbiamo fatto un'opposizione dura ma altrettanto qualificata, presentando emendamenti che rientravano nel merito delle questioni senza mai andare oltre, senza mai fare show, senza mai fare dichiarazioni che andassero contro il governo, ma sul merito delle questioni. Non abbiamo inserito ad oggi nulla di nostro, non abbiamo fatto accordi con il governo, ci siamo seduti per cercare di migliorare le norme che pensavamo potessero in qualche modo migliorare la finanziaria e la legge di bilancio, e questa è la manovra che continueremo a farlo. Però il segretario del partito di maggioranza, del Presidente della Regione, che attacca i deputati di opposizione è una cosa che non si può leggere, perché se il segretario di Forza Italia vuole che quest'Aula diventi un Vietnam per la finanziaria, ce lo dica e noi cominceremo domani mattina, non stasera perché l'Aula la facciamo chiudere, perché i termini non sono stati rispettati, e ce ne andiamo in esercizio provvisorio, e oltre
per discutere comma su comma, emendamento su emendamento, articolo su articolo. Siccome l'opposizione ad oggi ha mantenuto una statura che è certamente migliore rispetto a quella che stiamo vedendo dai deputati di maggioranza che litigano tra di loro, noi vorremmo capire, e questo lo chiediamo al Presidente della Regione che ieri ha deciso di volare a Roma a fare gli auguri piuttosto che rimanere in aula per la legge finanziaria, vorremmo capire qual è l'indirizzo del Governo nei confronti della legge di bilancio. Se il Presidente della Regione vuole, così come il suo segretario dichiara, andare avanti comma su comma, noi siamo disposti a discutere articolo per articolo senza che ci si muova, senza che si contingenti i tempi, senza che si vada in una forma diversa rispetto a quella preventivata. Il Movimento 5 Stelle ha presentato gli emendamenti, vogliamo che vengano trattati tutti articolo per articolo. Grazie. Grazie onorevole Sunzeri. Voglio però precisare una cosa. Chiedo l'attenzione dell'Aula. Al netto del fatto che non abbia letto io la dichiarazione che è stata fatta, al netto del fatto che invece ho letto parte di alcuni articoli che sono usciti circa il fatto che io avrei mandato un messaggio, che ho mandato un messaggio come appello di responsabilità e rispetto nei confronti dei parlamentari. È vero che ho sempre cercato di fare il Presidente dell'Assemblea, l'ho fatto per l'opposizione, lo devo fare anche per la maggioranza. Non credo che ci sia alcuna vergogna da parte delle proposte di ognuno di noi. Ognuno ha delle sensibilità differenti. C'è chi ha cercato di voler migliorare il testo con degli emendamenti di natura ordinamentale. È preciso anche che hanno fatto il percorso che è previsto dal regolamento. Non c'è stata una discrezionalità tra gli articoli o gli emendamenti aggiuntivi che sono stati presentati alla manovra. Sono passati alle commissioni di merito, si sono trovati nel testo e poi da un'interlocuzione con le opposizioni, in funzione del fatto che la manovra è passata da 28 a 136 articoli, c'è stata una richiesta per accelerare quello che è il percorso dell'Aula, di stralciare tutte le norme ordinamentali. E così è stato fatto. È chiaro che quando un deputato si vede nel testo una norma per la quale ho lavorato durante tante settimane, e quando io utilizzo il termine a bocca asciutta, mi viene da pensare anche a temi di carattere importante come l'endometriosi, per cui l'onorevole Lantieri si era battuta. Vede, essere a bocca asciutta non significa necessariamente una norma chiamata territoriale per quello che può essere un intervento infrastrutturale, di cui comunque non credo che ci sia di che vergognarsi, ma è semplicemente rimanere a bocca asciutta su quella che è una proposta, su un tema assolutamente qualificante, su un tema assolutamente attuale, e così come quello sull'endometriosi ce ne sono molti altri che sono rimasti fuori. Allora credo che siamo arrivati veramente stanchi anche rispetto a uno sforzo che c'è stato da parte di tutti, permettetemi anche di molti deputati, tanto di opposizione ma moltissimi di maggioranza, che dopo settimane di lavoro, di commissione di merito, di commissione bilancio, si sono trovati con una decisione d'imperio a salvaguardia di una manovra finanziaria che è la legge di stabilità, è la legge più importante per la Sicilia e per i siciliani, e quindi immagino la delusione di ognuno di coloro i quali ha visto vanificato o posticipato. Onorevole De Luca, la questione è una questione importante. Va bene, interverrà. Quindi immagino lo stato di delusione da parte di molti colleghi per aver visto stralciato o, ribadisco, posticipato quello che è una proposta emendativa. Abbiamo stabilito in conferenza dei capigruppo, non ci sono mai state delle decisioni che sono state fatte d'imperio. Abbiamo fatto prevalere il buonsenso, e ancora a quello io mi appello, per far sì di poter chiudere
questa legge di stabilità nei tempi previsti dal regolamento, entro il 31/12, senza ricorrere all'esercizio provvisorio e soprattutto senza alcun genere di inciucio, mancetta, maxiemendamento, ma solo un apprezzabile contributo da parte di ognuno dei deputati. Sono le 18:37. In conferenza dei capigruppo abbiamo stabilito che io non volevo utilizzare il podio, questo microfono, la poltrona da Presidente dell'Assemblea per poter rispondere un po' a quello che è accaduto, ma avendo sentito l'intervento dell'onorevole Sunseri mi sono permesso anch'io di poter dire la mia sulla questione e lo ringrazio, perché è meglio chiarirsi prima che dopo. Da parte mia c'è la massimissima disponibilità nel voler lavorare, però adesso dobbiamo portare a casa la manovra, quindi chiedo a tutti i colleghi, a partire dall'onorevole De Luca, Antonio, di evitare di alimentare ancora quello che comunque è stato un sacrificio da parte di ognuno di noi. Quindi adesso noi andiamo a votare gli articoli così come siamo rimasti. L'ho visto, onorevole Adorno, però c'è un invito a andare al voto. Se è indispensabile la faccio intervenire. E allora io concludo l'intervento, faccio parlare l'onorevole Adorno e successivamente passiamo all'articolo 110 fin quando non abbiamo le riscritture pronte. Sì. Presidente, guardi, io sono estremamente esterrefatta rispetto a tutto quello che sto apprendendo. È dal lunedì che sono qua e praticamente non ho fatto nulla. Siete chiusi nelle segrete stanze. Non si sa nulla. Noi deputati normali, ai quali ci conteggiano le assenze perché non abbiamo spartizioni e ruoli apicali a cui non viene conteggiato nulla, noi siamo qui e non abbiamo nessuna notizia e leggiamo dai giornali che noi come Movimento 5 Stelle siamo coinvolti in una spartizione della quale nulla sappiamo. E non è vero, Presidente. Le sue parole, quelle che sono apparse nella stampa, che invece parlano di spartizione e di persone che sono rimaste a bocca asciutta e di persone che invece, perché le voglio citare per bene prima che dico qualcosa. Le ho già spiegato però le parole, onorevole Adorno. Lei ha parlato, Presidente, e noi l'abbiamo ascoltata. Deve dare la possibilità a me, deputato, di poter dire quello che penso. Lei non mi deve interrompere, Presidente. Se no è la seconda volta che mi interrompe. Lei dice, qui c'è gente che ha incassato e gente che è rimasta a bocca asciutta e non funziona. E l'ha inviato a tutti i gruppi di maggioranza. Questo certifica che il Movimento 5 Stelle e le opposizioni sono fuori da questi accordi. Quindi assumetevi la paternità di questo sfascio in cui state facendo precipitare la Sicilia. La maggioranza è logora, state combattendo una battaglia che si vede in aula, che vede l'assenza di Forza Italia, che vede l'assenza del Presidente Schifani, il quale non ha fatto neanche e non ha partecipato ai lavori d'aula nella legge più importante dell'anno. E questo certifica assolutamente la vostra inadeguatezza a continuare a martoriare la nostra terra. Quindi vi prego, assumetevi la responsabilità di fronte ai siciliani e andatevene a casa. Prego, onorevole De Luca. Onorevole De Luca, però l'anticipo che il palco non può essere utilizzato per argomenti a piacere o per questioni giornalistiche che non ci riguardano. Però per me il palco sa perché diventa fondamentale? Perché è diventato difficile intervenire dai banchi perché ho troppe voci intorno. E allora, Presidente, io la ringrazio per la parola, però io credo un momento di chiarezza vada fatta.
perché Presidente fondamentalmente è successo esattamente quello che il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico ripete da tempo. A prescindere dal testo di partenza, questa manovra è stata preda degli appetiti dei deputati di maggioranza che si sono riversati nella Commissione bilancio. È uscito un testo mostruoso e adesso i nodi sono venuti al pettine, soprattutto sono venuti al pettine nell'esatto momento in cui da questo stesso scranno vi avevo comunicato che si sarebbe manifestata la vera mozione di sfiducia del Presidente Schifani, perché la mozione di sfiducia al Presidente Schifani è stata votata giorno dopo giorno, articolo dopo articolo, comprese le decine e decine di articoli che sono stati stralciati da quest'Aula in questa occasione. Allora Presidente, io non ho bisogno di giustificare ciò che il Movimento 5 Stelle fa, perché il Movimento 5 Stelle da quando è entrato in questo palazzo quello che fa ha sempre avuto la serenità di poterlo raccontare in ogni luogo e in ogni sede. E in questo articolo io mi posso fregiare del titolo che non è stato inserito niente, proprio con questa serenità. E questa serenità mi consente di dire che quest'Aula deve fare comunque una riflessione sul metodo con cui si approccia, ma soprattutto se questa esperienza ha senso che vada avanti, perché io credo che ormai la crisi sia stata parlamentarizzata, io credo che la vera sfiducia al Presidente Schifani non è quella che non è stata data da chi doveva mantenere il proprio ruolo e il proprio stipendio, perché là ognuno sentiva di votare innanzitutto contro se stesso e nessuno vota contro se stesso, nessuno rinuncia se non ha una pistola puntata al ruolo di parlamentare in maggioranza, è normale, ma la vera mozione di sfiducia era questa e oggi è sotto gli occhi di tutti, dei partiti, del Presidente Schifani, che a questo punto ha una sola strada: sì, venire in Aula, ma per dire solo una cosa: chiudete questa finanziaria perché io oggi mi dimetto. Grazie. Adesso siamo all'articolo 110. Non è il caso, secondo me. Prego, onorevole Pellegrino. Solo per cercare di portare un po' di serenità in quest'Aula, che è un'Aula proprio deputata ad un'attività che è quella legislativa, che non è quella di buttarla sicuramente in caciara, per dire che Forza Italia comunque è un gruppo unito, lo ha dimostrato adesso, lo sta dimostrando adesso, lo ha dimostrato ieri, siamo stati presenti, al di là del fatto che durante i lavori dell'Aula è ovvio che in una finanziaria ci si possa riunire magari in luoghi diversi anche per rispetto dell'Aula, in luoghi diversi ma comunque all'interno del Palazzo. Io devo dire che noi dobbiamo andare avanti con assoluto garbo, con l'eleganza che deve contraddistinguere quest'Aula. Capisco che ci sono magari degli interventi veementi, degli interventi magari proprio appropriati o adeguati all'Aula, ma che sono dettati magari dalla stanchezza, che sono dettati dallo strenuo lavoro che stiamo svolgendo, e però per darci dei tempi e per arrivare alla deadline che ci siamo prefissati è necessario che si vada avanti, secondo me, con i lavori, con la trattazione delle norme, per arrivare ad una finanziaria che sicuramente sarà porterà grandi benefici ed espansività per le attività produttive, per il benessere economico e per il benessere comune dei siciliani. Grazie. Comunico il congedo dell'onorevole Porto. All'articolo 110 si deve soltanto votare il mantenimento dell'articolo. Mettiamo in votazione l'articolo 110. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo
adesso all'articolo 114. C'erano emendamenti? Sì. Giusto, quello concordato. Che sia quello che si allargava ai 23, agli anni 2023. Perfetto. Trovate sui vostri tablet l'emendamento 114.23. I soppressivi, onorevole Antonio De Luca, sono ritirati, immagino? Sì. Siamo al 114. I soppressivi immagino che siano ritirati. Onorevole Catanzaro, sono ritirati, grazie onorevole Spada. Non so se ci sono... Sì. Prego, onorevole Gilistro. No, continuo, Presidente, grazie intanto per la parola. Continuo a rimanere stupito di come tante famiglie che a Siracusa hanno perso la casa, hanno perso tutti gli averi. 14, scusate. Giusto, sta facendo l'intervento sul 114 perché l'onorevole Gilistro aveva presentato un emendamento per poter estendere, per dare un ristoro a tutte quelle famiglie con i quali c'era stato un impegno del governo. È giusto che io le dica, anche per fare chiarezza rispetto all'atteggiamento che c'è stato col Partito Democratico, col Movimento 5 Stelle e con altri, che non è stata trattata nulla e non è stato proprio come dire, non c'è alcuna merce di scambio, che poi di merce di scambio non si sta assolutamente trattando, perché sta difendendo il principio più nobile: aiutare la gente che in questo momento è in grande difficoltà, con un taglio gelido, con un taglio freddo, però si è adottato il criterio di non trattare null'altro, correggetemi se sbaglio, che non venga trattato a gennaio. Pertanto io le sto dicendo quella che è stata una decisione che è stata presa da tutti. Però se volesse intervenire, prego, continui. Scusate, per cortesia, solo un secondo. No, Presidente, non è per qualcosa, perché capisco quali sono state, e non mi interessano, quali sono state le dinamiche alle famiglie che hanno perso tutto. Glielo dovete dire voi. Glielo dovete dire voi, non l'opposizione. È il governo che ha promesso, Presidente, è il governo Schifani che ha promesso di ristorare quelle famiglie che si ritrovano senza niente perché non sono state incluse in una zona di calamità, e non per colpa loro, per colpa della protezione civile, per colpa delle istituzioni. Lei si deve prendere questo impegno. È 2 anni che queste persone stanno aspettando e lei dice che sono le opposizioni. È una cosa che... Presidente, si è preso l'impegno il Presidente Schifani, ci sono le registrazioni, e ora andate a dire voi a queste persone, a queste famiglie, che non avranno un tubo. C'è però un impegno ora anche... Onorevole Gistro, vuole ascoltarmi o no? Visto e considerato che, come il caso che lei ha sottoposto, ci sono tanti altri casi in Sicilia di gente che ha subito lo stesso problema per dei terremoti, gente che ha subito lo stesso problema per gli incendi. Ascolti, onorevole Gilistro, questi temi saranno tutti quanti affrontati, così come ho annunciato all'apertura dei lavori pomeridiani dell'Aula, durante un disegno di legge che sarà trattato tra gennaio e febbraio. Sarà una nostra responsabilità poi quella di portare il prima possibile alla luce questo disegno di legge, che certamente avrà anche l'emendamento che lei stasera ha sottoposto. Ma non possiamo fare figli e figliastri stasera. Non possiamo permettere che ci siano emendamenti che vadano avanti e altri che non possano andarci. Prego, dai, gli dia la parola. Non posso che accettare questa sua riflessione, ma ripeto, questo suo impegno ulteriore. Perché questo ulteriore no, è la prima volta che io mi impegno. Non confondiamoci, è la prima volta che io mi impegno. Lei mi ascolti, lei ha detto che tratteremo questo argomento. Questo è l'impegno che prendiamo noi.
tutto il Parlamento insieme agli emendamenti anche degli altri colleghi di opposizione che hanno rinunciato e a tanti altri della maggioranza che hanno rinunciato. Questo è l'impegno che noi prendiamo. Se saremo bravi, onorevole Gilistro, potremo dare luce a questo disegno di legge tra gennaio e febbraio. Dipenderà dalla volontà politica di ognuno di noi. Questa registrazione la conservi, se saremo veloci bene, se invece avremo lentezze perché dovremo intervenire su ogni genere di articolo, emendamento e comma, chiaramente se ne parlerà per le calende greche. Grazie. No, Presidente, Sì. vorrei che questo impegno lo prendesse anche l'assessore Dagnino, Ma per cortesia. lei, l'assessore Danino, metterà le coperture. Prendiamo diciamo, garanzia tutto il Parlamento. Lo prende anche il Presidente dell'Assemblea come impegno. Però, onorevole Gilistro, mi ascolti. L'emendamento sarà inserito all'interno di un disegno di legge dove, oltre alle sue proposte, ci saranno altre proposte lodevoli di altri suoi colleghi di opposizione e altri colleghi di maggioranza. Prima vengono esitati i testi, prima noi cerchiamo di essere quanto più veloci possibile e prima potremo dare risposte. Quindi chiedo collaborazione al ritorno dalle vacanze affinché possiamo portare avanti anche l'emendamento che lei ha sottoposto. Grazie, onorevole Gilistro. Andiamo al 114. C'è l'emendamento, i soppressivi De Luca, Antonio, onorevole De Luca, soppressivi ritirati, giusto? Benissimo. Andiamo all'emendamento 114.23 della Commissione, parere del Governo favorevole. Mettiamo in votazione il 114.23, ora dopo, ormai in votazione. 114.23, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Votiamo il 114.24, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo a votare il 114 così come emendato, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Prego, onorevole Spada. Grazie Presidente, io intervengo un minuto solo per prendere atto dell'impegno che è stato assunto qui in quest'Aula sulla questione degli incendi. La ritengo persona seria, Presidente, e prendo atto che l'ennesimo impegno che era stato assunto dal Governo e dall'assessore Dagnino purtroppo non è stato mantenuto. Quindi sono fiducioso, insieme al collega Gilistro, che nella prossima tornata della discussione che affronteremo finalmente le famiglie siciliane della provincia di Siracusa avranno finalmente la possibilità di avere un ristoro rispetto agli incendi che hanno subito. Grazie. Onorevole Spada, però, per essere chiari e non voler alimentare alcun genere di altro malumore all'interno dell'Aula, l'onorevole l'assessore Dannino ha anche dato la copertura per l'emendamento, cosa che darà anche gennaio. Il tema però è uno: per evitare ancora che ci potesse essere qualcosa che potesse andare avanti e qualcosa che non potesse andare avanti, in funzione del fatto che è stato utilizzato questo criterio per tutti, no, è giusto che noi lo spieghiamo, perché poi può sembrare che si siano state fatte delle distinzioni. Purtroppo in quel criterio, e ripeto che è un criterio barbaro per me, ci siamo dovuti attenere a quella che è stata una scelta. Quindi il Governo in questo caso aveva dato anche la disponibilità. Voglio rassicurare all'onorevole Gilistro, ma anche ad altri suoi colleghi che avevano più volte portato avanti questa questione, che una volta che ci sono le coperture finanziarie e c'è la volontà da parte del Parlamento di voler partorire questa norma, le posso dire che all'interno di quel disegno di legge, così come tante altre norme più o meno importanti, certamente troverà luce quel piccolissimo ristoro per quei residenti, e mi auguro che l'onorevole Gilistro possa essere soddisfatto. Va bene? Chiedo scusa all'onorevole Schillaci, ero in fase di votazione. Era questo emendamento della Commissione. Andiamo adesso all'emendamento del 15. PIP. Ok, adesso siamo all'emendamento 131. Scusate, perché ancora non è pronto l'emendamento al 15. E io che ho detto? Mi scusi. Siamo all'articolo 131.
Tutti i soppressivi immagino che siano ritirati? I soppressivi al 131? No. Va bene, prego allora, chi vuole intervenire? Andiamo al 131. Mi fate una cortesia, mi dite quale volete mantenere? E come è classificato, onorevole De Luca? Come è numerato? Allora, scusami, intanto c'è il 131. Allora, intanto c'è il 131, punto? Fabrizio, 131, punto? C'è il 131.61 che sopprime il comma 1 a firma del governo. Va bene? Allora, onorevole Schillaci, De Luca, l'ha letto il 131.61? È la soppressione del comma 1. No, ma c'è il soppressivo. Quindi possiamo, dico, siete d'accordo? Benissimo. Mettiamo in votazione l'emendamento 131 sul 131. È il soppressivo? Antonio? È il soppressivo. Mettiamo in votazione il 131.61, che è il soppressivo del comma 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Che mi stava chiedendo? L'ho capito che non l'aveva capito. Qual era l'emendamento che voleva mantenere lei? Il soppressivo del comma 8. Gli altri li posso considerare ritirati? No. Il suo invece quale, onorevole Schillaci? Andiamo a uno, Fabri. Prego, onorevole Di Paola. Il comma 12. Presidente, dico, mi riservo di intervenire poi a fine lavori per dichiarazione di voto e quindi non entro in questo momento sul dibattito politico che ha avviato il segretario di Forza Italia, ma questo intervento lo farò per dichiarazione di voto alla fine. Io solo una cosa le volevo dire, chiedo all'assessore Dagnino di verificare all'interno dell'articolo 131 il comma 12, che rivedendolo non mi pare un comma di modifica di norma, ma mi sembra un comma di spesa. Non è una modifica di norma sul 131. Si vota il soppressivo su quello. Grazie Presidente. Benissimo. Ha chiesto... Cosa? Stiamo andando in ordine. Ok? Prego, Assessore Turano. Impegnare il governo. Voglio parlare come deputato, espressione di un territorio che è la provincia di Trapani. Noi abbiamo fatto una legge regionale
onorevole Cracolici. Assessore Turano, però deve essere quanto più Rapidissimo. sintetico possibile. Abbiamo fatto con una legge regionale, abbiamo finanziato Gibellina, prima capitale italiana dell'arte contemporanea, per il 2026, chiedendo di rendicontare le somme entro il 2025, quando le iniziative cominciano il 15 gennaio del 2026. Abbiamo commesso un errore e quindi abbiamo inserito al 131 un emendamento tecnico che permette di rendicontare le somme nel 2026 quando si tengono le celebrazioni e non nel 2025. Chiedo alla Presidenza e all'Assemblea di attenzionare questo punto. Ma dico, non penso che sia una questione tecnica, se è realmente questa. Così lo dice l'assessore. Grazie. Ho parlato a nome dei colleghi della provincia di Trapani con cui ieri abbiamo sottoscritto il... Benissimo, andiamo al 131.3, mantenuto o ritirato? De Luca? 131.3, De Luca, soppressivo, comma 2. Vabbè, ritirato? Aspetta. Me lo deve dire. Antonio. Grazie. Punto 4, soppressivo il comma 3. Onorevole De Luca, mantenuto o ritirato? De Luca? Governo, può illustrare il comma 3? Sì, stiamo aspettando lei. Ha un'ora che lo diciamo. Eccomi, scusatemi, mi ero perso in altre cose. Sì, il comma 3 è un emendamento puramente tecnico, è stato predisposto dagli uffici, che consente di utilizzare per le progressioni economiche, non come avviene oggi, i fondi regionali nel loro complesso, ma soltanto i fondi previsti per i rinnovi contrattuali. Quindi oggi noi ci avvaliamo, utilizziamo i fondi generali della Regione, mentre è più corretto, come fa anche lo Stato, utilizzare i fondi contrattuali. No, un istante. Assessore Dagnino, questo cos'è? Aspetta.
Sì, assolutamente. Ne avevamo parlato l'emendamento relativo all'articolo 131 alle modifiche e aberrazioni di norme di cui avevamo ampiamente discusso, che prevede la proroga dell'ufficio speciale per la gestione delle società partecipate della Regione, ufficio che è in scadenza il 31 marzo nei primi mesi del 2026 e poiché la dirigente è andata in pensione, l'ufficio è scoperto, ho avuto già l'avviso È concordata, questo è il tema. Sicuro? Assolutamente. Allora ditemelo. Però per cosa? Prego, onorevole Giambona. Presidente, grazie. Allora, relativamente all'articolo 131 ho ascoltato l'assessore Dagnino, il quale avrebbe illustrato le motivazioni per cui si andrebbe a inserire questa norma, per l'appunto, che riguarda il personale. E allora io chiedo, Presidente dell'Assemblea, che si utilizzi un unico criterio e non diversi criteri per fattispecie analoghe, perché nell'articolato, tra gli articoli che sarebbero in questo momento stralciati, ce ne sarebbe uno di cui abbiamo discusso in Commissione Bilancio, che riguarda per l'appunto il personale, che è assolutamente analogo. Stiamo parlando dell'articolo 126. Ora, o rientra anche l'articolo 126, che per inciso, Presidente dell'Assemblea... No, tranquillo, non rientra né l'uno né l'altro. Assessore, mi dispiace, non siamo nelle condizioni ancora di aggiungere. Allevare, non aggiungere. Non lo possiamo caricare, quindi faccio appello al capogruppo. Capogruppo, non possiamo metterla a condizione che lasciamo sia l'uno fuori che l'altro, nel rispetto di quello che ci siamo detti. Ufficio speciale e l'altro, se dobbiamo mettere altri articoli. Il 126, ho capito bene o ho sentito male? L'ho capito. Il suo era l'ufficio speciale. Prego, onorevole Gracolici. Noi dobbiamo evitare di parlare ad argomento a piacere. Stavamo parlando del terzo comma. Che c'entra l'emendamento che ha proposto il Governo, che è un emendamento aggiuntivo all'articolo 100? Io gli ho detto che ero d'accordo, ma trattarlo col terzo comma, dove lei doveva spiegare che cosa è questo terzo comma. Siccome sono stato molto scrupoloso nel prendere gli emendamenti che non erano stati concordati, ho chiesto questo emendamento, è stato concordato? Sì. E l'assessore me l'ha spiegato, mi ha detto di sì. Ma stavamo parlando del terzo comma. L'ho capito. C'è stato poi l'intervento dell'onorevole Giambona che ha chiesto se potesse essere inserito anche il 126. Ho spiegato che in virtù del rispetto del criterio che abbiamo adottato, se è questa la condizione, sarebbe scorretto nei confronti degli altri. Quindi sarei costretti a dover sacrificare anche all'emendamento del Governo. È indispensabile questo 126 o si può trattare insieme a tutti quanti gli altri a gennaio? Punto di domanda. Aspetta. È ritirato? Grazie onorevole Giambona. Ascolti, assessore Dagnino deve illustrare il comma 3 all'onorevole De Luca. Lo deve fare in maniera veloce ed esaustiva, per favore. Il comma 3 è quello che avevo già, mi sembra, illustrato. Devo ripetere l'illustrazione già svolta? Il comma 3 del 131 è quello che avevo già illustrato poc'anzi. Mi chiedete di ripetere quello che avevo detto prima? E allora di quale si chiedeva? Presidente, sul comma 3 hanno il comma 3. Benissimo, allora. Sì, ho capito. Siamo adesso al 131.5, onorevole De Luca.
Ok, adesso siamo al 131.5 che è il soppressivo del comma 4. È mantenuto o è ritirato? Sì, va bene, ok. Assessore Dannino, sì, prego. No, io mi stavo riferendo al soppressivo, così come nel testo. Non si preoccupi, non è un problema. Siamo tutti un po' provati. Faccio una domanda, c'è una graduatoria che scade alla fine di quest'anno. Se non si dovesse fare questa proroga, io chiaramente lo carico, lo leggete. Se c'è l'unanimità dell'Aula, bene. Diversamente, così come gli altri, mi dispiace, visto che abbiamo adottato un criterio, il criterio è valido per tutti, per una questione di equità. Lo sto facendo caricare nei vostri tablet, lo valutate, se c'è l'unanimità, bene, diversamente nulla. Caricalo. Emendamento delle graduatorie. Posso? Onorevole De Luca, Onorevole De Luca? Allora, il comma 4 sopprime la norma che istituiva dei tagli nel fondo per il personale che erano stati previsti in osservanza di un accordo Stato-Regione. Accordo Stato-Regione che è stato integralmente ottemperato per il periodo previsto, quindi si sopprime il comma. Grazie, ritirato. Onorevole Catanzaro, ritirati gli emendamenti soppressivi. Siamo al comma 5. Onorevole De Luca, mantenuti o ritirati? Quale vuole spiegati lei? Tutti? Però la posso dire una cosa, onorevole De Luca, visto il rapporto anche extra da colleghi che c'è. Ma se lei fa il soppressivo e non sa di che cosa stiamo parlando, come lo fa il soppressivo? Ah, ok. Vabbè. Va bene, va bene. Assessore, il comma 5 e si prepari anche al comma 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. La riscrittura del 15. Ok, è appena arrivato. Ok, grazie. Così nel frattempo. Perché è una settimana. No, vabbè. Allora, grazie. Il comma 5 allinea l'incarico per i revisori contabili alla scadenza non del bilancio, alla data di approvazione del bilancio, ma alla data di approvazione del rendiconto, come appare tecnicamente più corretto, tenuto conto che si esprime. Va bene, grazie. Ok, allora andiamo avanti con il soppressivo del comma 6. Onorevole De Luca, mantenuto o ritirato? Ritirato. Comma 7? Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. Il comma 7 interviene sulla legge 9/2019, che è il Fondo di solidarietà per la pesca e l'acquacultura. Tuttavia, con questa norma si amplia la platea delle causali già previste, addirittura 3 causali, che sono disallineate rispetto al regolamento dell'Unione Europea, precisamente con la 2022-2473.
quindi anche gli stessi uffici dell'Assemblea regionale hanno rilevato questo disallineamento, quindi o si interviene modificandola questa norma oppure sarà ritenuta illegittima. Grazie. È mantenuto e ritirato alla fine? Mantenuto. Qual è il 100? 31.8, no? Allora, il 131.8, parere del Governo? Contrario. Parere del Governo contrario. Parere della Commissione? Stiamo trattando il soppressivo del comma 7 che ha appena illustrato l'assessore. Mettiamo in votazione l'emendamento 131.8. Chi è favorevole si alzi. C'è richiesta di voto segreto. Vediamo se è appoggiata la richiesta di voto segreto. Hai fatta? Vada. La richiesta è appoggiata. Mettiamo in votazione il 131.8, il soppressivo del comma 7. Chi è favorevole alla soppressione voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Rosso, Rossellina, rosso. Assessore, deve votare anche lei. Vada, concludo. 20 contrari, 28 favorevoli, è approvato. Andiamo al 131.9, soppressivo del comma 8. Vada direttamente al voto. Antonio, onorevole. Va bene, ok. Prego, un intervento. Prego, vada velocemente. Allora, questo comma prevede che i comandati in sanità le spese non siano più sostenute come era prima col Fondo Sanitario Regionale, ma con voci del bilancio regionale. Ora, siccome queste coperture a me sembrano totalmente disappropriate, perché... Va bene, ha presentato l'emendamento soppressivo. Però lo vorrei spiegare. Comma 8 siamo. Al comma 8. La norma richiamata recita: a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa per 3 milioni e mezzo di euro, senza incremento di unità lavorative, che appunto si tratta di comandati, ai relativi oneri si provvede con le modalità previste. L'espressione a decorrere con questo emendamento, guardi che raffinatezza, viene sostituita con l'espressione per l'esercizio 2025, sanando così l'autorizzazione di spesa col bilancio regionale. Tradotto, questo è un debito fuori bilancio del 2025 e me lo infilano in finanziaria. Allora, Grazie. andiamo Voto al segreto. voto, c'è richiesta di voto segreto, vediamo se è appoggiata. 131.9 è il soppressivo del comma 8. Guarda. Verifica richiedenti. Ok. Si può fare? È valido? È valido? Allora, stiamo votando il 131,9. Chi è favorevole? 131.9, che è il soppressivo del comma 8. Chi è favorevole alla soppressione voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Vai, vada. Favorevoli 30, contrari 17, approvato. Va bene, andiamo adesso al 131.10, soppressivo del comma 9. 131 11. 131,10. 131.10 che è il soppressivo del comma 9. Mantenuto o ritirato? Mantenuto. Parere del Governo?
è il 131.10, che sarebbe il soppressivo del comma 9. Sì. Che ho portato in commissione e abbiamo anche migliorato in commissione mettendo anche il passaggio poi del decreto. Se vi ricorderete, dopo poco del mio insediamento ho portato nella mia prima finanziaria una tabella dei costi per le autorizzazioni a CTS. Grazie. Grazie. Allora mettiamo in votazione il 131.10. Chi è favorevole si alzi, chi è favorevole si resti seduto, chi è contrario no, è il soppressivo. È il soppressivo, è il 131. No, l'ha detto la Schillaci che l'ha mantenuto. Ah, benissimo, ritirato. Allora andiamo adesso al 131.11. No, assessore, no, ma quale dichiarazioni? 131.11. Il soppressivo, benissimo, ritirato. Andiamo al 131.12. Mantenuto, ritirato? Mantenuto, ritirato? Prego. Presidente, con questa norma che pone fine a diversi contenziononi in essere c'è la possibilità di retroattività, ma io credo che non sia possibile, perché potremmo andare incontro a dei contenziosi e comunque a un rischio di impugnativa. Quindi volevo un chiarimento da parte dell'assessore. Comma 11, assessore. Prego, onorevole assessore Amato. Allora, grazie Presidente, collega Schillaci. Nella norma noi riconosciamo il diritto alla ricostruzione di carriera, non retroattività. Il diritto alla ricostruzione di carriera non cade in prescrizione. È un diritto che hanno questi lavoratori, questi dipendenti dell'ente Teatro Autonomo di Vittorio. Ok. Gli stessi uffici dell'Assemblea regionale hanno rilevato i rilievi di costituzionalità, quindi lo chiarisca pure con gli uffici. Va bene, l'ha ritirato comunque? Grazie. Allora andiamo al 131.16, De Leo, mantenuto o ritirato? Ritirato? Il 18, 131.18, mantenuto o ritirato? Non la sento, parli al microfono. Vada. Sì, grazie Presidente. Lo mantengo perché diciamo questa è Va bene, mi basta è una sapere che lo riscrittura mantiene. del comma che riguarda i lavoratori del Teatro di Messina, in quanto questo prevede la ricostruzione di carriera che invece il comma 11, così come è scritto, non prevede, in quanto parte dal 2015. Quindi lo mantengo e chiedo che venga approvato. Grazie. Aspetta. Un istante. Già abbiamo un po' di... No, non sto parlando con lei, sto parlando... Intanto stiamo preparando un 117... per ripristinare il comma 7 che è stato bocciato, corretto? Benissimo. Benissimo. Le prego un secondo, assessore. Intanto le voglio chiedere il parere sul 131. Colleghi, Catanzaro. 131.18, assessore, voglio sapere il parere del governo. No, quale cosa soppressivo? È un sostitutivo. Contrario. Contrario. Parere della Commissione contraria. Il 131.18 dell'onorevole De Leo e dell'onorevole Pellegrino. Parere contrario di Governo e Commissione. Mettiamo in votazione il 131.18.
Chi è favorevole si alzi, chi è contrario resti seduto. Non è. Prego, onorevole. Intanto non è approvato. Intanto ora può intervenire. Ero già in fase di votazione. Ancora deve essere approvato, ancora deve essere messo in votazione. No, l'ho messo in votazione ora. Ho chiesto il parere del governo. Il governo mi ha dato parere contrario. Vediamo se c'è un altro 117. Non può entrare in aula. Allora andiamo adesso a votare al 131.59 della Commissione. Parere del Governo. Assessore 131.59. Parere del Governo. Favorevole. Favorevole. Chi è favorevole resti seduto. Mettiamo in votazione l'emendamento 131.59. Chi è favorevole resti seduto. Chi è contrario si alzi. È approvato. Siamo al 131.15 dell'onorevole De Luca Antonio. Di Paola aveva chiesto di intervenire sul 12? No, grazie. A posto così, benissimo. Prego, onorevole De Luca. Grazie Presidente, io credo che sarebbe un atto di serietà stralciarlo questo articolo per il semplice motivo, questo comma, perché è di spesa inserito all'interno di un modificato di norme. Quindi Presidente, all'assessore. Posso? Sì, è un emendamento che è stato introdotto in relazione alla Conferenza Episcopale Siciliana, a cui, scusatemi, perdonatevi, è stato chiesto di... L'emendamento è stato proposto in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria della sede legale della Conferenza Episcopale Siciliana, a cui la Regione ha dato già un contributo l'anno scorso, e occorreva estendere per il completamento dei lavori. Quindi noi l'abbiamo inteso come un emendamento di natura tecnica perché è un'estensione. No, prima ha chiesto la parola l'onorevole Sunseri. Al di là del merito della questione, è uno stanziamento di risorse che non si può leggere dal 131, che è modifiche e abrogazione di norme, non c'entra nulla. Al di là del merito della questione, è evidente che non c'entra nulla con quell'articolo. Va bene. Assessore, dico, non penso... Prego, onorevole Cracolici, prego. No, Presidente, che l'assessore al bilancio ci spieghi cos'è questo comma. In un articolo della finanziaria che parla di abrogazioni e modifiche di norme, che normalmente interviene su norme vigenti sulle quali si o abrogano o si modificano, proponendo, così come ha fatto la Giunta, perché questo è un testo che arriva dalla Giunta in Commissione, che è un intervento finanziario per un intervento su cui nel merito io non ho nulla in contrario, ma è inaccettabile che possa farsi con questo trucco
con questo trucco di mettere in un articolo di abrogazione e modifiche di norme un intervento di finanziamento di un'opera. Cioè, è veramente scandaloso, Assessore. C'è una truffa nei confronti del Parlamento, perché lei non si poteva permettere, né lei né la Giunta, di approvare nel testo abrogazione e modifiche norme, e mi dispiace, lo voglio dire agli uffici, mi dispiace che non sia stato proposto lo stralcio di questo comma relativamente al fatto che nulla aveva a che fare con l'abrogazione e modifiche di norme. Se non è stato fatto, cioè, se invece è stata proposta la inappropriatezza, mi dispiace che la Presidenza non l'abbia preventivamente stralciato o trasferito ad apposito articolo di finanziamento di altri interventi. Cioè, quindi qui non c'entra nulla. Il soppressivo del comma 12 è mantenuto o ritirato? Va bene, lo fa suo l'onorevole Cracolici. Allora, votiamo il 131.34, che è il soppressivo e il comma 12. Chi è favorevole si alzi, chi è contrario rimanga seduto. Non è approvato. Andiamo adesso a votare. Vero. Intanto chiedo ai colleghi. Il 117 si vota all'ultimo, perché non ce n'è soltanto uno, sono diversi 117. C'è quello dell'onorevole Lavardera, mi pare. Onorevole Cracolici. Allora, ci sono... Onorevole Giambona, siccome prima avevo parlato con lei, se ha visto l'emendamento che parla della graduatoria fuori sacco... Onorevole... Ma non c'è qualche partita stasera, l'Inter, che so? Non c'è niente, sta Serie A non c'è. Almeno si il tennis che a lei le piace. Se lo guardi, no. Allora, onorevole Giambona, avete visto che quell'emendamento si tratta di una graduatoria che effettivamente finisce nel 2025 e che se non viene prorogata ora non potrà venire prorogata negli ordinamentali del 2026? C'è un emendamento, il 131.62, che io ho detto che si vota solo se c'è l'unanimità. Se voi lo guardate e date l'ok bene, se non date l'unanimità, così. Qual è? Questo? Ok. Questo è quello del governo, 131.62. Chi è... Sì, me lo ricordo. Prego, onorevole Di Paola. Però dico, Presidente, questo dico che è assolutamente qualcosa di importante per il Governo. Però dico, poco fa io ho ascoltato l'intervento dell'assessore Turano. Facciamo un unico emendamento, perché così come è importante l'emendamento che sta presentando il Governo, a meno che l'assessore Turano non è governo, cioè, penso che entrambi dico, e allora dico cercate di fare sintesi, assessore, capisco che fate sintesi, giusto? Magari telefonate a Caruso e vedete di fare sintesi insieme. Di Paola, non chiamiamo gente che non è in aula. Andiamo al 131.62, mettiamo in votazione. Oh! Assessore, si può pronunciare sul 131.62 per favore? Proroga dell'ufficio speciale, come riportato nella relazione. Sì, la proroga dell'ufficio. Onorevole,
La graduatoria è quello dopo. No, ho detto che io, per correttezza nei confronti dell'onorevole Giambona, a cui e degli altri deputati... Aspetta, ho detto all'onorevole Giambona, in virtù del fatto che abbiamo adottato il criterio di non mettere altra materia, l'ho capito. Siccome ho detto no a lui e no ad altri 69 come lui, c'è un emendamento che però mi dicono che abbia una scadenza perentoria. Se è vero e se questa scadenza perentoria e se è meritevole dell'unanimità, bene. Diversamente, così come gli altri, è in quello successivo. Non lo so come classifica. Come è classificato questo articolo? No, l'altro, quello della graduatoria. Santo Dio. 64, dov'è l'onorevole Cracolici? Intanto siamo al 131.62. Prego, onorevole Giambona. No, più che altro che l'assessore Dagnino o chi per lui, giacché adesso leggiamo l'emendamento, ci dovrebbe spiegare se questa esigenza è, diciamo, impellente, atteso che proprio nell'articolato stesso si fa riferimento ad una scadenza non del 2025 ma del 31 dicembre 2026, quindi vorrei capire, assessore Dagnino, se effettivamente è qualcosa che necessita di essere inserito ora in questa manovra, ovvero alla stregua di analoghe tematiche che abbiamo deciso vadano poi trattate in momento diverso, lo tratteremo poi nel disegno di legge che abbiamo poc'anzi detto. Grazie. Prego, assessore. Onorevole Giambona, nel frattempo lo può leggere quello dopo, per favore? Sì, grazie. Allora, l'urgenza nasce dal fatto che, come avevo riferito in occasione di precedenti interlocuzioni, la dirigente attualmente è andata in pensione. Dovendo nominare il nuovo dirigente si pone un problema pratico e anche formale e giuridico, perché le nomine dei dirigenti devono avere durata biennale. Quindi la nomina del nuovo dirigente non consentirebbe di garantire la biennalità, soltanto con questo emendamento. Ma sarebbe una violazione contrattuale, perché il dirigente ha diritto a che la durata del contratto sia biennale, quindi firma un contratto biennale, dopodiché scade e non si può garantire la biennalità della durata dell'ufficio. Questi sono i termini per come sono stati spiegati anche dagli uffici. Prego. Presidente, scusate. Presidente, siccome per quanto mi riguarda, siccome per tutto quello che è fuori, siccome per tutto quello che è fuori delle cose che sono state discusse ci vuole l'unanimità. Vabbè, l'unanimità, ci siamo. Siamo tutti stanchi dell'Aula. Io non ne faccio accordi visto le cose che ha detto Caruso. Assessore, siccome il suo segretario regionale ci ha rimproverato per le cose giuste che abbiamo approvato, non ce n'è più disponibilità, tutto contro, almeno per quanto riguarda me. Là dove ci vuole l'unanimità, io non sono d'accordo. Ok, ora però gentilmente guardi l'emendamento successivo. Sì. Onorevole Di Pasquale, ascolta. Onorevole Giambona, mentre questo qua... No, non litigate. Onorevole Giambona. Onorevole Giambona, non litigate, lasciate litigare noi. L'ha visto l'articolo sull'emendamento successivo? Ascolti, ascolti. Sì, è una graduatoria che scade effettivamente nel 2025. Dammi l'emendamento. Leggilo.
Questo emendamento, a differenza degli altri, proroga una graduatoria al 31 dicembre 2025 però leggile. Safina. Onorevole Safina, questo emendamento, a differenza degli altri, il 131.64, oggettivamente sta prorogando una graduatoria che ha una scadenza al 31 dicembre 2025. Vabbè, niente, c'è provato. Va bene. Questi vanno all'unanimità. Prego, onorevole Figucci. Solo, Presidente, scusate, colleghi, io sono abituato ad intervenire dall'altra parte, rimango dietro e mi dispiace non vedere in volto i colleghi. E quasi quasi, Presidente, se me lo permette, vorrei intervenire da lì perché li vorrei guardare. Giusto, giusto. Colleghi, vi chiedo scusa. In queste ore c'è stato... Assessore Turano, ti sposti un minuto. E allora io vorrei chiedere scusa ai colleghi del Partito Democratico e ringraziare... Mimmo! Ti vuoi spostare un attimo? Onorevole Figuccia, allora, è un Parlamento con molta calma. Io ho notato, onorevole Di Pasquale, capogruppo del Partito Democratico, e non sono mancati i momenti in cui in quest'Aula si è riusciti a trovare un'armonia ed una sintesi al di là delle posizioni politiche. E ricordo come fosse oggi una seduta di poche settimane fa, in cui, rischiando di mettermi contro la mia stessa maggioranza, ho riconosciuto l'onestà intellettuale, e lo dico, non voglio, Presidente Cracolici, non la cito in mancanza di rispetto, anzi è un riconoscimento. Cito non lei per citare la sua persona, ma cito il suo intervento di prima. Lei ha richiamato ad un atteggiamento di onestà intellettuale, dicendo giustamente pochi minuti fa al Governo che questo Parlamento è fatto di un regolamento, che non ci si può inventare di inserire delle opere, la realizzazione o il finanziamento di opere all'interno di un 131, che richiama invece alla modifica delle norme. Mi scusi, Presidente Galvagno, se io ricito il Presidente Cracolici e so che devo rivolgermi a lei, però parliamo in questo caso, Presidente, di un emendamento che era stato approvato nella Commissione di merito, che purtroppo, a causa del fatto che noi in Commissione Bilancio non abbiamo potuto sostenerlo, di fatto non è arrivato in Aula. È un emendamento che ha visto la proroga al 31/12 di una graduatoria su iniziativa dell'onorevole Lavardera. Si tratta di un concorso legato agli operatori dei centri per l'impiego. A questo concorso ci sono delle persone che hanno vinto e ci sono degli idonei che non sono vincitori di concorso. Grazie all'emendamento dell'onorevole Lavardera, la graduatoria che scadeva al 30 giugno del 2025 l'abbiamo prorogata al 31/12/2025. È un emendamento, mi dispiace non vederlo in Aula, dell'amico e collega onorevole Venezia, con il quale avevo lungamente parlato di questo testo, insieme all'onorevole Pellegrino e a tanti altri colleghi di maggioranza e opposizione. Io vi faccio un appello: al di là
dei posizionamenti politici, al di là della sintesi, al di là degli atti in procura che sono stati mandati proprio oggi in funzione di una dichiarazione probabilmente anche di stanchezza del Presidente, sul quale ha fatto già delle considerazioni. E vi chiedo, ci sono delle persone che sono idonee a questo concorso, rispetto alle quali noi decidiamo questa sera di uccidere la graduatoria. È un appello che faccio in maniera serena, chiedendovi, in nome anche di tante persone che ci guardano da casa e che aspettano questo riscontro che poteva arrivare anche per via amministrativa, onorevole Di Pasquale. Non è accaduto perché tra l'altro in questo momento sapete che l'assessorato agli enti locali non ha una governance e quindi l'unico correttivo che può arrivare è attraverso una decisione di questo Parlamento, che può decidere di mantenere in vita quella graduatoria e dare un'opportunità, evitando peraltro che si spendano centinaia di migliaia di euro per nuovi concorsi che possono essere evitati. Grazie Presidente. Grazie. Voglio solo sapere se c'è l'unanimità o meno. Non c'è unanimità, benissimo. Andiamo adesso a votare l'articolo 131 così come... Prego, onorevole De Luca. Solo, Presidente, un chiarimento, perché il Governo, scusate colleghi, io ero proprio curioso di capire cosa pensava, scusami collega Catanzaro, ascoltala questa perché è particolarmente importante. Il comma 6 dell'articolo 131, io non ho chiesto che venisse espunto e non ho chiesto quali erano le motivazioni per cui su questa norma si toglieva il 2027, perché volevo capire come si muoveva il Governo. L'articolo che toglie il 2027, il comma che toglie il 2027, è il comma dell'articolo tanto voluto dal Presidente Schifani per dare 18.000 euro al mese in più a quei medici che andavano a fornire la propria attività lavorativa o che già la fornivano nei pronto soccorso siciliani, nei reparti delle aree disagiate e nei reparti di provincia con meno del 50% del personale. Allora, Presidente Galvagno, Assessore Dagnino e Assessore Faraoni, che lei è qui presente, come mai togliete i fondi al 2027, dato che questi fondi dovrebbero essere garantiti anche attraverso una contrattazione? Perché la misura che avete immaginato non sta funzionando? Perché la misura su cui il Presidente Schifani ha messo 10 milioni di euro, che avrebbe dovuto risolvere il problema della carenza dei medici negli ospedali e nei pronto soccorso, ha fallito? Ci volete dire cortesemente, Presidente Galvagno, guardi, con quello che sta succedendo nella sanità una risposta a questa domanda è dovuta. Perché l'assessorato sanità e l'economia, entrambi espressione diretta e tecnica del Presidente Schifani, che ha voluto questa norma per salvare gli ospedali siciliani, a suo dire la definanzia per il 2027? Perché questa è una risposta che è dovuta ai siciliani. Grazie. Prego, Assessore San Martino. Aveva chiesto di intervenire lui. Sì, come sei? Come vuoi, mi aveva chiesto la parola. Prego, Assessore Faraoni. Ok. Io veramente ho fatto fatica a seguire qual è il quesito che pone. È chiaro, il governo Schifani si è posto alla difesa di questi particolari operatori che lavorano in un posto di frontiera e hanno una difficoltà. E li metteremo nel 2027. È stata una questione...
Io vi chiedo scusa, ma ci sono anche attività che vengono coperte dai fondi contrattuali, quindi poi andremo a fare una concertazione con le organizzazioni sindacali e potremo trovare anche lì le risorse. Prego, Assessore. Scusate, no. Allora, il punto è questo. Questa norma era stata oggetto di attenzione da parte del MEF ai fini dell'impugnativa. Ci avevano detto che non si poteva fare di utilizzare queste risorse. Abbiamo lungamente negoziato per mantenere le risorse e alla fine abbiamo trovato l'intesa che le mantenevamo solo 25 e 26, la condizione perché non fosse impugnata era che le elevavamo a partire dal 27. Non lo sto dicendo così perché sto cercando una risposta da dare, ma vi leggo, sono 2 righe, la relazione illustrativa. La modifica dell'articolo 5 consente di superare i dubbi di costituzionalità sollevati dal Ministero della Salute, perdonatemi, non MEF, e quindi si rende necessario per il rispetto degli impegni assunti dal Presidente della Regione nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra Stato e Regione, cioè assunto l'impegno del Presidente, loro hanno rinunciato all'impugnativa. Se ovviamente non venisse assolto questo impegno perderemmo credibilità col MEF perché la prossima volta lo impugneranno. Sì, abbiamo gli ultimi 8 minuti, prego. Assessore Calvagno, io la nota del Assessore Dagnino, io la nota del Ministero l'ho letta. L'impugnativa parlava che la misura doveva essere necessariamente transitoria e non definitiva, e lei me lo conferma perché l'abbiamo letta entrambi, non che doveva essere di 2 anni in luogo di 3. Perché state togliendo gli incentivi per il terzo anno? Prego, Assessore. Scusate, molto semplice, quella era la prima posizione del MEF, dopodiché c'è stato un dialogo con il MEF e l'accordo, l'intesa, la mediazione che si è raggiunta era che si tenesse soltanto per 2 anni. Dialogo? Ma che fate? Vi mandate i messaggi su WhatsApp? No, certo, il dialogo. Le carte scritte ci devono essere. Infatti c'è l'impegno del Presidente della Regione all'esito delle interlocuzioni. Scusate, non ho capito, mi perdoni, sta sostenendo che non possiamo fare delle riunioni con il Ministero, dobbiamo solo scriverci. Qual è la tesi? Non capisco. Non ho capito. Antonio. Scusi, onorevole De Luca, abbiamo concluso. Prego, onorevole Assessore Faroni. Forse non sono stata chiara. Da questo momento in poi, dopo il 2025, così come è stato 26, era stata indicata dall'incontro che abbiamo fatto formalmente, onorevole, con un verbale a distanza, ma ci siamo incontrati con i ministeri affiancanti che ci hanno dato questa possibilità. Dopodiché la misura può rimanere a carico del contratto collettivo, dei fondi previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, previa naturalmente una definizione dei percorsi con le organizzazioni sindacali. Benissimo, grazie. Aveva chiesto di intervenire il Vicepresidente Sammartino. Prego, Vicepresidente Sammartino. Ha chiesto di intervenire il Vicepresidente. Assessore Turano. Grazie Presidente, colleghi. Io semplicemente sto intervenendo perché seguendo i lavori di questa ripresa, e voglio ringraziare il Presidente Calvagno per aver lavorato incessantemente in queste ore affinché si potesse ritornare in quest'Aula a trattare gli ultimi articoli, a chiudere una manovra che è faticosa come tutte le manovre finanziarie. Mi vorrei appellare, Presidente Calvagno, alla sensibilità del collega Di Pasquale, ma soprattutto di tutti i colleghi della minoranza, su questi 3 emendamenti che sono stati illustrati e che riguardano una materia non inserita all'interno della Commissione Bilancio, motivo per il quale ai sensi del regolamento si chiede l'unanimità di intenti in quest'Aula, onorevole Di Pasquale, perché stiamo parlando, al di fuori di un clima politico che si è acceso, ma soprattutto che magari anche per alcune dichiarazioni è diventato un po' più complesso, stiamo parlando di lavoratori, di graduatorie di lavoratori che attendono magari che quest'Aula si esprima
non con la velocità, onorevole Di Pasquale, di chi magari giustamente pone un tema di merito più burocratico che di sostanza nella materia che ha voluto ricordare il collega Ficuccia, ripresa dal collega Lavardera già qualche tempo addietro. Stiamo parlando di modificare i termini errati di una norma sulla rendicontazione di Gibellina, capitale della cultura, onorevole Catanzaro. Modificare norme che in passato erano errate e che consentono di poter spendere e soprattutto rendicontare in maniera corretta i fondi, credo che siano utili, così come prorogare, onorevole Di Pasquale, l'ufficio speciale partecipate e liquidazione della Regione. Perché mi appello alla possibilità, così come ho sentito nel merito dei colleghi del Movimento 5 Stelle e alcuni della maggioranza, perché non si può se mi è consentito, onorevoli colleghi. No, mi scusi, signor Vicepresidente, il tema è, l'onorevole Carucci ha fatto una domanda, è stato votato? No. Non No, avrei avete fatto detto di no. l'appello, Presidente. Siccome faceva parte dello stralcio, ai termini del regolamento, per entrare all'interno... Mimmo. C'è stato l'intervento dell'onorevole Di Pasquale, mi scusi, Vicepresidente, l'onorevole Di Pasquale ha detto di no, quindi l'unanimità è di tutti, non è di... Prego, sì, scusi, prego. Sì, onorevole Di Pasquale, al di fuori della sintonia, io la definirei così. Onorevoli colleghi, scusate, se è possibile intervenire in quest'Aula, il Governo ha ascoltato con grande rispetto. Onorevole Di... Io volevo fare un intervento, scusate. Ma tutte e tre per me va bene. Prego. Lei completi, se l'onorevole Scusate, onorevoli colleghi, l'appello del Governo è di provare a approvare, e per questo io chiedo la sensibilità soprattutto dell'onorevole Di Pasquale, perché conosce bene il regolamento e ha posto un tema che in maniera sensibile l'onorevole Di Paola ha appena richiamato. Sono tre materie delicate, sono tre materie dove oggettivamente è difficile separarci in maggioranza e opposizione. Stiamo parlando di graduatorie di lavoratori che stanno attendendo una risposta, stiamo parlando dei termini di rendicontazione di Gibellina, capitale della cultura, e stiamo parlando della proroga dell'ufficio speciale partecipate e liquidazione della Regione. Con enfasi, onorevole Di Pasquale, se dall'Aventino per queste tre norme si possa scendere, io credo che si faccia un lavoro utile ai siciliani. Tutto qui. Grazie. Chiaramente io sono favorevole alla proposta di Di Paola, di tutti e tre che si votino. Dico, mi sembra chiaro. Prego, onorevole Di Pasquale. Ufficio speciale, noi eravamo stati chiari e siccome avevamo assunto un impegno già ieri sera come Partito Democratico, l'aveva fatto il capogruppo insieme a tutti quanti noi, non avevamo difficoltà. Sulle altre cose, noi la disponibilità l'abbiamo dimostrato. Lei capisce, Presidente, però, che quando noi mettiamo la disponibilità e dobbiamo essere insultati, che la disponibilità significa, inciucio, malaffare, e questo ce lo dice il segretario del partito del Presidente, non ci siamo. Allora, lei da Vicepresidente o prende le distanze dalle dichiarazioni che ci sono state fatte nei confronti del Partito Democratico da parte di Caruso, lei prende le distanze, lo può fare anche l'assessore ancora meglio, e noi siamo disposti a continuare a collaborare. Però se la collaborazione deve diventare insulto, questo no, non è possibile. Grazie, onorevole Di Pasquale. Dico, però credo che basti la mia parola. Aspetti.
No, alta. Lei dice no a prescindere. No, un istante. Basta comunque leggere le carte per capire che stiamo parlando di una manovra che non ha nulla di scabroso. Io tengo a precisare che questo è l'ultimo intervento, dopo dovremo andare voto a voto fino a quando non si completa la manovra. Prego, onorevole Di Paola. Presidente, io dico, le chiedo la seguente. Da quello che ho capito si sta chiedendo ai gruppi in aula se c'è condivisione nel mettere in votazione questi 3 emendamenti, ogni singolo emendamento, quindi la richiesta è su ogni singolo emendamento se metterlo in votazione oppure no. Sbaglio? Su ogni singolo emendamento? Perché io voglio capire la richiesta. La richiesta è... Sì. Ok. Allora, premesso, Presidente, che come Movimento 5 Stelle noi agiamo come opposizione. Se c'è... No, dico perché poi passano No. Vicepresidente San Martino, purtroppo il Governo, mi dispiace per voi, ha fatto passare messaggi estremamente distorti per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Siccome noi ci tiriamo, e lo ribadisco per un'ulteriore volta, ci tiriamo fuori da tutto, se da parte del Governo, delle altre forze politiche sull'ufficio speciale c'è, come dire, un'esigenza e un'emergenza immane, io non mi impicco sugli altri 2, Presidente, che sia chiaro. Però dico, come dire, sfughiamo da ogni situazione che ha messo dentro il governo regionale e uno degli esponenti, anzi un gruppo che sostiene questo governo regionale, che qui non ci sono accordi su un emendamento piuttosto che un altro. Se c'è l'assessore Dagnino che dice che per i siciliani questo emendamento è importantissimo perché blocca un ufficio, io non mi impicco a dire no per quell'ufficio, però comprendo, Presidente, che è ovvio che ce ne sono altri 2 emendamenti, però ripeto, noi ci tiriamo fuori e non chiediamo ai gruppi parlamentari di esprimersi sugli altri 2, perché ho capito che sugli altri 2 ci sono sensibilità diverse. Però dico, Presidente, è chiaro che il Governo deve arrivare un messaggio, e lo ribadisco per l'ennesima volta, che in questo modo non è il clima adatto, Assessore Dagnino, non è il clima adatto, perché il Governo, se si dimentica delle cose, a me dispiace dirlo, però dico, questa cosa poteva essere fatta benissimo un mese fa, poteva essere fatta benissimo 2 mesi fa. Il Governo non solo si dimentica le cose, Presidente, ma in più attacca poi le opposizioni, perché io ora cosa dovrei dire sull'emendamento sull'ufficio speciale, Presidente? Grazie. Sul 131.62, quindi essendoci l'unanimità, mettiamo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Sugli altri 2 emendamenti c'è l'unanimità? Prego, Assessore Dagnino. Vuoi farla tu? Onorevoli deputati, io ho solo in modo molto angolato dato una lettura a queste dichiarazioni, perché capirete che sono momenti assolutamente di grande fermento per tutti. Se io credo di interpretare le parole del segretario regionale, il quale, essendo portatore delle intenzioni del partito che è uno dei componenti principali della maggioranza, non mi pare che abbia mai avuto un metodo volto a creare contrasti o dissapori con l'opposizione, e l'armonia in questo Parlamento c'è sempre stata, pur nella normale dialettica. Quindi, diciamo, come membro del Governo posso certamente confermare la massima disponibilità, che mi pare abbia dimostrato, al di là che con le parole, anche con i fatti, da parte del Governo e anche, diciamo, da parte Grazie Assessore, però in tutti i casi, un secondo, onorevole Catanzaro, ha chiesto di intervenire il Vicepresidente San Martino, però prima non è il caso che si parli di soggetti che non sono in aula. Un comunicato stampa si risponde con un duro comunicato stampa, la gente sta vedendo quello che è il lavoro di collaborazione e poi trarrà le proprie conseguenze. Si sta partorendo una legge di stabilità che non ha maxi emendamento, che non ha un articolo di cui bisogna vergognarsi, che ha lavorato fino all'ultimo giorno. Si concludono oggi 45 giorni. Si è preferito lavorare anche di sabato, come è giusto che sia, come fa ogni singolo siciliano. Non si è voluto chiudere prima per cercare di migliorare il testo fino alla fine.
Però non è il caso che si parli di soggetti che non sono presenti in aula. A comunicato stampa si risponde con comunicato stampa. Adesso voglio sapere, sugli altri 2 emendamenti, c'è l'unanimità? Voglio sapere solo se c'è l'unanimità o no. Prego, onorevole Catanzaro. Allora, Presidente dell'Assemblea, mi sembra che da un'ora e mezza non ho detto nulla. Intanto nel mio intervento chiedo personalmente scusa per un'ora e mezzo fa, perché non appartiene al mio carattere urlare nei confronti prima del mio amico e capogruppo di Forza Italia, con il quale non ci siamo intesi. L'ho chiesto in separata sede, però c'è un problema, Presidente Galvani. Lei dice di non parlare di chi non è presente in quest'Aula, ma chi non è presente in quest'Aula, e cioè il Presidente della Regione. Io parlavo di Caruso. Il Presidente della Regione e quindi il segretario regionale di Forza Italia ha provocato, attraverso una dichiarazione, questa metodologia di nervosismo che si innesca all'interno dell'Aula, che non è figlia di un'ora e mezzo fa, ma è prodotto di 48 ore che ci sono nei giorni pregressi fino ad oggi. E io lo dirò nella mia dichiarazione di voto, entro nel merito, lo dico anche ad alcuni assessori, perché non è vero che le opposizioni, il PD e i 5 Stelle, sono d'accordo con un pezzo di maggioranza ed altro. Noi siamo parlamentari all'interno del Parlamento regionale e dobbiamo produrre quello che sono, attraverso i nostri emendamenti, attraverso le nostre proposte, quello che della finanziaria, cioè nulla si può fare. C'è un gioco che sta continuando ad aggirarsi, questa è una denuncia che faccio io come opposizione, di alcuni assessori che giocano all'interno dei gruppi cercando di fare emendamenti, perché, attenzione, il tatticismo d'aula lo conosciamo e questa cosa non fa bene al Parlamento. E mi appello a lei, Presidente, alle ore 20 dovevamo completare e non potevamo più fare nulla sugli interventi perché dovevamo votare gli articoli. Stiamo continuando a fare il dibattimento sulle cose. Per quanto mi riguarda, le norme sono tutte di buonsenso e non c'è nessuna preclusione su quello che possa essere l'inserimento di una norma o di altro. Su un emendamento che è stato concordato, Presidente Galvagno, scusami, mi ascolti, Presidente Galvagno, su un emendamento che è stato concordato ieri sera, Presidente Galvagno, l'Aula si è espressa perché c'era un accordo. Nei vari interventi che stanno avvenendo tra i banchi di Aula, è chiaro che inizia il nervosismo tra i vari deputati. Se noi dovessimo fare, come abbiamo fatto poco fa, un voto su un comma 7 abrogando dei fondi che vanno verso categorie produttive come quella della pesca, è giusto che si possa rimediare con un 117. È giusto anche intervenire su cose che hanno una valenza. Io lo capisco, però devo chiedere, su un emendamento che viene fatto per quello che riguarda Gibellina, io devo dire una cosa, Presidente. Quello che devo dire è che l'assessore di merito non può girare chiedendo ai deputati le firme, creando caos per l'inserimento altro. Su Gibellina siamo tutti d'accordo, però questa Presidenza si deve assumere una modalità diversa rispetto ad un emendamento che è stato presentato in quel modo per noi inserirlo e votarlo. Quindi gli uffici trovano una formula, subemendiamo quello, perché non è possibile, altrimenti creiamo precedenti sulle firme che vengono mosse negli emendamenti e non è un modo. Non è un modo. Grazie, va chiesto di intervenire il Vicepresidente come ultimo intervento, dopodiché si andrà a voto gli articoli rimanenti. Prego, Vicepresidente San Martino. Grazie Presidente, io ringrazio l'intervento dell'onorevole Catanzaro
che ha sgombrato il dubbio sul merito di alcuni emendamenti. Sono certo che anche sull'emendamento non me ne vorrà il capogruppo del Partito Democratico, ma a sentire anche le parole del collega Di Paola e prima Sunseri, anche sull'emendamento della proroga della scadenza delle graduatorie dei lavoratori che attendono le assunzioni si potrà ritrovare un'unanimità, perché credo che in queste ore, e non me ne voglia nessuno, sia stato confuso la normale dialettica tra maggioranza e opposizione nella stesura di una norma di bilancio, di una legge di stabilità con altro. In un Parlamento, e lo dico a chi ovviamente ha i capelli più bianchi di me, è da anni che si disquisisce durante le manovre di stabilità per trovare le intese, per trovare negli incontri, non nelle stanze oscure, così come ho ascoltato, le interlocuzioni adatte per migliorare i testi presentati sia dal Governo sia dalle forze parlamentari, e credo che il momento di sintesi serva anche per provare a uscire dopo una settimana di lavori intensi oltre la Commissione in Parlamento con una legge di stabilità quanto più qualificata e qualificante per i nostri concittadini. Per questo volevo ringraziare il Partito Democratico e le opposizioni non soltanto per la disponibilità assunta fino ad oggi nell'aver accompagnato il testo del Governo, arricchendolo e migliorandolo con le loro iniziative, ma anche per quello che staremo per andare a votare. Io voglio semplicemente ricordare in conclusione che se ci siamo soffermati su alcuni errori tecnici come Gibellina o sulla proroga del precariato, della scadenza di un bacino di precari, è perché ci siamo ritrovati sempre su questi temi che non hanno un colore politico ma diventano anche un motivo per come in questo Parlamento bisogna risolvere i problemi. I problemi purtroppo hanno anche una scadenza che è il 31/12/2025 e stiamo intervenendo forse in extremis per dare il ristoro a chi da questo Parlamento si attende una risposta. Benissimo, allora mettiamo in votazione l'emendamento di Gibellina, il 131.63. Chi è favorevole resti... Quello... Cosa ha chiesto? In qual modo quale? Per mettere anche la graduatoria, diceva lei? No, in quale modo? Senza piano. Quale modo? Ah, vabbè, non l'avevamo capito, benissimo. Lo numeriamo bis senza le firme del deputato. Allora, sì, giusto. Ok, allora 131.63 bis, che sostanzialmente è a firma del Governo, che stiamo trasmettendo, che è quello di Gibellina, esclusivamente di Gibellina. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Votiamo adesso l'articolo 131. Chi è favorevole? La graduatoria non c'è l'unanimità, ancora non l'ha capito? Benissimo. Io comunque, va bene, andiamo avanti sull'articolo 131. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso andiamo ai PIP, articolo 15. C'è una riscrittura finalmente del Governo, che è il 15 Gov, che trovate tra i fuorisacco. C'è un subemendamento della Commissione. Gov. Poi c'è il Gov. C'è un emendamento della Commissione oltre quello del Governo concordato. Chiedo al Presidente della Commissione di che si tratta.
Presidente, qualcuno che mi spieghi il Gov1. Prego, onorevole Abbate, prego. Grazie Presidente. Allora, questa fattispecie riguarda il terzo comma del provvedimento, dove si dice che ci deve essere il cofinanziamento del 50% per le ore per poter aumentare e utilizzare le risorse. Significa che i comuni che sono in dissesto, in piano di riequilibrio, non possono mettere il 50% di cofinanziamento e non possono utilizzare queste risorse per aumentare le ore ai precari, ai part-time. Quindi togliere questa parte, si possono utilizzare le risorse, se no le risorse non si possono utilizzare. Sì, non mi sembra nulla di... Tu sono i lavoratori dei comuni. Ci sono 10 milioni di euro per aumentare le ore ai comuni, in più ci sono che le economie che ogni anno per il pensionamento, invece di andare in economia, vengono riversate per aumentare le ore. Questa parte si era fatta questa distinzione di aumentare e cofinanziarla al 50% con fondi comunali. In questo caso verrebbero ad essere esclusi tutti i comuni che sono in difficoltà o in dissesto, in pieno riequilibrio, perché non possono cofinanziare la spesa. Quindi in questo modo le somme vengono utilizzate e aggiunte ai 10 milioni. Prego, onorevole Gravolici. Aspetta. Scusate, posso? Assessore, prego, Dagnino, vorrei che mi ascoltasse. Assessore Dagnino. Io le ribadisco ciò che le ho detto in Commissione, in vari incontri in cui abbiamo parlato. Noi stiamo procedendo ad aumentare le ore di alcuni lavoratori, tra cui i precari dei comuni e i PIP, che in realtà non sono precari, sono lavoratori a tempo indeterminato, però a ore ridotte. Io le chiedo formalmente, a nome di tutta l'opposizione, che il Governo aumenti la dotazione per consentire non un aumento di forse 2 ore, perché di questo stiamo parlando, ma di garantire almeno 4 ore di aumento del personale utilizzato dai comuni in atto. Quindi le chiedo formalmente, scusate, mi ascolti invece di parlare? Le chiedo formalmente, siamo alla fine, che il Governo raddoppi da 10 a 20 milioni la copertura per consentire almeno l'aumento di 4 ore dei lavoratori che in atto svolgono servizi nei comuni. È una richiesta politica che le faccio a nome di tutta l'opposizione, spero anche a nome della maggioranza, perché stiamo parlando di una cosa che interessa tutti. Credo che il Governo non possa addurre il fatto che non ha risorse disponibili, perché questo non è vero. Quindi le chiedo di fare lei un emendamento per aumentare la copertura. Governo, rispetto alla proposta fatta. Signori, onorevoli, su questo articolo abbiamo davvero fatto molto lavoro preliminare, sia in relazione al tema che riguarda i PIP, che è un tema, come sapete, di grande sensibilità anche sociale, e abbiamo fatto il massimo sforzo portando, in un primo momento si era pensato a 34, poi si è detto aumentiamo ancora con un ulteriore sforzo a 35. L'emendamento ulteriore, la parte ulteriore dell'emendamento che riguarda i contrattisti degli enti locali, anche questo è il frutto di un lavoro particolarmente articolato che ha coinvolto anche interlocuzioni con l'associazione rappresentativa dei comuni, l'ANCI in particolar modo. Si è condiviso con l'ANCI un pacchetto complessivo di interventi che credo sia di grande portata anche finanziaria e di un certo coraggio, perché si attribuiscono maggiori risorse agli enti locali per 30 milioni di euro. La parte relativa ai precari, 30 milioni che incidono sul fondo di trasferimento ordinario. A questo
si aggiungono i 10 milioni che sono qui stanziati per i contrattisti, quindi un più 40 milioni, senza tenere conto degli ulteriori interventi in tema di ASACOM, di extracosti. Adesso non stiamo qui a sintetizzare tutti gli sforzi che abbiamo fatto, ma che sono comunque il frutto di una condivisione anche da parte dell'ANCI. Questa è l'intesa che è stata raggiunta e mi pare che vi siano stati anche dei comunicati con i quali l'ANCI ha espresso piena soddisfazione per gli interventi del Governo. Siamo consapevoli del fatto che occorrerà fare di più anche per questa ulteriore forma, quindi io in questa sede mi sentirei di dichiarare un intendimento del Governo di trattare nelle prossime occasioni, in cui speriamo, come è noto, di avere ben altre ulteriori disponibilità finanziarie, e quindi posso confermare l'intenzione del Governo di anche focalizzare l'attenzione su questo tema. Questo è quello che mi sento di dire in replica alla dichiarazione dell'onorevole Caccolici, che nel merito condivido. Grazie. Allora mettiamo in votazione il 15 Gov 1 con parere della Commissione. No, vi spiego subito. Noi siamo rimasti che alle ore 20 non si sarebbe più potuto intervenire. Ascolti un attimo. Ascolti. Cosa? Quante ore sono? Assessore, quante ore sono con 10 milioni? No, ma infatti in capigruppo si è deciso che non si poteva intervenire, non è che lei non è intervenuta. Prima ci sarebbe allora l'onorevole Geraci, che è capogruppo della Lega, ci sarebbe l'onorevole Cambiano che ha chiesto di intervenire. L'ho capito, anche gli altri vogliono fare la stessa cosa. Ma anche gli altri vogliono fare delle domande. Se fosse così, noi dovevo fare parlare prima l'onorevole Geraci, dopo l'onorevole Cambiano, dopo l'onorevole Chinnici, dopo l'onorevole Caronia, e si impantanerebbe l'Aula. Mi dispiace, noi abbiamo deciso di andare in votazione d'ora in poi. Assessore, a domanda, quante ore vengono incrementate con 10 milioni di euro? Mi risultano 2 ore. Mi risultano 2 ore. Alla fine potete fare la dichiarazione di voti capigruppo, così siamo rimasti. Il 15 Gov 1, parere della Commissione. Favorevole, assolutamente. Non interverrà nessuno, solo il Governo interviene per chiarimenti. Chi è favorevole al 15 Gov 1? Assessore? Che succede? Assessore, mi deve dare il parere sul 15 Gov 1. Favorevole. Favorevole. Mettiamo in votazione il 15 Gov 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso siamo al 15 Gov così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Così facendo abbiamo approvato l'articolo 15 e abbiamo approvato la questione PIP e lavoratori. Andiamo all'articolo 16. Ci sono emendamenti all'articolo 16? C'è un 16 Gov. No, ascolti. Onorevole De Luca, ascolti un attimo. Ascolti, mi deve ascoltare però. Nel rispetto di tutti. I PIP erano un tema in cui i colleghi palermitani avevano un altissimo interesse semplicemente di parlare per poter manifestare il loro impegno e la loro vicinanza. E questo non lo abbiamo fatto. Siamo rimasti in conferenza dei capigruppo all'unanimità che dalle ore 20 avremmo cominciato soltanto sulle votazioni. L'unica cosa che possiamo fare dopo sono le dichiarazioni di voto dei capigruppo. Sulla legge? Lei interviene sul 16 e non interviene alla fine? No, ma la dichiarazione di voto era sulla legge, non sull'articolo 16.
Non ci arriviamo più. E allora ascolti, onorevole De Luca. Onorevole De Luca. Visto e considerato che ci sono diversi colleghi che vogliono intervenire, se ne fa carico il capogruppo o uno per gruppo. Stessa possibilità che avete voi, sul 16 l'avranno anche tutti gli altri partiti con un membro per gruppo. Prego, onorevole De Luca. Benissimo, prego onorevole De Luca, rapidamente. No, allora anziché l'onorevole De Luca sta parlando l'onorevole Cambiano. Sì, allora per essere chiari nel rispetto degli altri, onorevole Cambiano, un istante, le chiedo soltanto un istante. Siccome ho capito che c'è volontà sull'articolo 16, che è molto importante così come gli altri, si fa carico, prego, si fa carico l'onorevole Cambiano per il gruppo del Movimento 5 Stelle. Se volesse intervenire qualcun altro, uno per gruppo. Prego, onorevole Cambiano. Articolo 16. Sì. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Intervengo perché quest'Aula e ogni parlamentare qui presente si assume una responsabilità nei confronti dei siciliani. E allora io ieri sono intervenuto però Presidente... Onorevole Cambiano, non c'entrano niente, quelli sono i colleghi del Partito Democratico. Michele, onorevole Catanzaro. Prego, onorevole Cambiano. No, aspetti, deve essere la luce rossa. Prego, onorevole Cambiano. Presidente, io credo che siamo tutti stanchi, ma abbiamo una grande responsabilità. Qua non stiamo discutendo di qualche euro o di qualche contributo di centinaia di euro. Qua stiamo discutendo di milioni di euro e del futuro dei siciliani. Ora, siamo stati giorni ad attendere ore e ore, interlocuzioni fisiologiche, confronti normalissimi, ma non possiamo arrivare a discutere degli articoli così importanti in qualche istante senza avere delle risposte da parte del Governo. Io ieri sono intervenuto alle 3 di notte o alle 3 del mattino per porre degli interrogativi. Trattiamo il tema, che sia chiaro per tutti, di Sicilia Acque e della gestione del servizio idrico in Sicilia. La Corte dei Conti certifica un fallimento della gestione di questo servizio. Non mi potete chiedere di votare a sacco rosso una norma per alzata e seduta, chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, senza avere risposte rispetto agli interrogativi posti. Con questa norma noi diamo 19 milioni di euro a Sicilia Acque. I miei quesiti sono: Assessore Dagnino, pretendo, e lo dico con toni che non mi appartengono. Assessore Dagnino, sta ponendo un quesito. Assessore, qua non abbiamo trovato 10 milioni di euro che le opposizioni chiedevano per dare risposte alle famiglie siciliane e ai lavoratori cosiddetti ex contrattisti dei comuni, e stiamo dando
20 milioni di euro a Sicilia Acque. Allora i quesiti sono: 1. Nell'ultima legge variazione di bilancio dello scorso luglio noi abbiamo dato a Sicilia Acque con legge regionale 9 milioni e 900 mila euro per il 2025. Noi abbiamo dato a Sicilia Acque per il 2026 25 milioni e 300 mila euro e per il 2027 32 milioni di euro per la gestione dei 3 dissalatori di Trapani, Porto Empedocle e Gela. Quando io in Commissione bilancio ho posto il tema su queste risorse date a Sicilia Acque, nessuno è stato in grado di rispondere rispetto al costo di gestione per la produzione dell'acqua. L'assessore mi aveva detto in Commissione, e ci sono i verbali, che un metro cubo di acqua dissalata costa circa... Assessore, forse non ci siamo compresi. Io sono, guardi, forse una delle persone più moderate che c'è in quest'Aula, però stiamo parlando di 20 milioni di euro a Sicilia Acque che è partecipato per il 75% da privati e lo stiamo approvando a sacco rosso un articolo a conclusione di una maratona. Pretendo e pretendiamo da cittadini, non da parlamentari, delle risposte. Noi abbiamo dato nell'ultima variazione di bilancio, la prima domanda è questa, il primo quesito è questo, nell'ultima variazione di bilancio del 2025 abbiamo dato 9 milioni e 900 mila euro a Sicilia Acque per i 4 mesi, per i costi di gestione dei dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela. 26 milioni e 300 mila euro per il 2026 e 32 milioni per il 2027. Il primo quesito è: considerato che i dissalatori non sono entrati in funzione nei tempi previsti, considerato che il costo era stato sovrastimato perché, Assessore mi deve seguire nel calcolo e nel conteggio, in Commissione è stato detto 2 euro al metro cubo, 300 litri al secondo per i 4 mesi, quotavano 6 milioni di euro, noi gli abbiamo dato 4 milioni di euro in più. Ora, siccome i dissalatori sono entrati in funzione in ritardo e l'altro quesito è l'acqua immessa nelle reti venduta ai gestori privati per cui noi stiamo dando 20 milioni di euro a Sicilia Acque, viene pagata. E quindi l'altro quesito è: noi abbiamo dato 10 milioni di euro a Sicilia Acque perché veniva 2 euro al metro cubo, quest'acqua è stata venduta perché ora lei mi ha detto a microfoni spenti che i 20 milioni di euro sono per pagare l'acqua a Sicilia Acque. Ma se noi l'acqua la paghiamo a Sicilia Acque e già gliel'abbiamo pagata con legge regionale 10 milioni di euro, e questo è il quesito, non lo so se mi ha seguito, 10 milioni di euro per la produzione dell'acqua dissalata, ma Sicilia Acque quest'acqua la vende, tant'è che noi stiamo dando con legge regionale per la terza volta altri 20 milioni di euro. Nel 2022 gli abbiamo dato 23 milioni di euro, nel 2025 gli abbiamo dato 10 milioni e 700 mila euro per gli ex civici EAS. Sicilia Acque è partecipata al 75% da soci privati. Ieri le ho ricordato che nel 2024 ha fatto utili per 5 milioni e 600 mila euro e ha distribuito dividendi ai soci. Noi, Regione Siciliani, non troviamo i 10 milioni di euro per le periferie, per aiutare le famiglie bisognose, per i contrattisti dei comuni e continuiamo a regalare soldi ai privati a cui capo del consiglio di amministrazione c'è un esponente della Lega nominato da questo governo. E allora io pretendo risposte e glielo dico, Presidente, con tanta serenità, le risposte devono essere chiare.
Noi questi soldi a che titolo li abbiamo dati a Sicilia Acque, un socio privato? La Regione non può regalare soldi pubblici ai privati. Uno. L'altra domanda è: perché l'anno scorso con legge regionale abbiamo dato un'erogazione, un'anticipazione di 10.700.000 euro a Sicilia Acque prevedendo degli interessi, e quest'anno nella norma prevediamo 19 milioni di euro senza interessi? La seconda domanda: perché l'anno scorso abbiamo previsto di darlo con gli interessi e quest'anno prevediamo di dare 20 milioni di euro a Sicilia Acque senza interessi? O abbiamo sbagliato l'anno scorso o stiamo sbagliando quest'anno, delle due l'una. Ed è la seconda domanda. La terza è: rispetto a queste anticipazioni dal 2022, se vuole le ricordo quant'erano nel 2022, erano 24 milioni di euro, 10.700.000 euro nel 2025 e ora sono 20 milioni di euro, quindi in 3 anni gli abbiamo dato 50 milioni di euro a Sicilia Acque. Io pretendo di sapere se Sicilia Acque, rispetto a quanto era previsto in norma, ha restituito queste somme e quanto ha restituito. E non me ne vado da qua. Chiami gli uffici, chiami chi vuole, i cittadini devono sapere se questi soldi pubblici dati a Sicilia Acque sono rientrati, perché non siamo a casa nostra. Questo è un Parlamento che è stato svilito rispetto ad interventi che a volte non condivido, rispetto ad esternazioni di intese, accordi. Qua c'è chi è al governo che ha una responsabilità di governo e chi è all'opposizione nell'interesse dei cittadini di contribuire al miglioramento di alcune norme. E quando vengono chiamate intese, quando vengono chiamate accordi, qua nessuno si è accordato e nessuno ha intese con nessuno. Ci rispettiamo tutti, prima come uomini e donne, poi come persone e poi ancora come politici. E quelle dichiarazioni che continuano ad avvelenare il clima politico non le condivido, perché i problemi interni alla maggioranza sono problemi politici in cui l'opposizione non vuole minimamente entrare e non vuole minimamente creare alcuna tensione rispetto ai problemi politici interni alla maggioranza. Però qua si chiede con senso di responsabilità di non continuare ad avere fretta su temi che invece necessitano di essere approfonditi, perché siamo qua da 7 giorni e ora io non posso ritornare in una città in cui l'acqua viene erogata ogni 15 giorni e non saper dire perché abbiamo regalato soldi pubblici a Sicilia. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Io ho apprezzato e apprezzo la passione con la quale il collega Cambiano ha affrontato un tema assolutamente spinoso, che richiama la responsabilità politica di ciascuno di noi, ma in particolar modo del Governo, perché vede, Assessore Dagnino, purtroppo non c'è l'assessore Colianni, che avrebbe fatto bene a essere presente per assistere. Vi chiedo scusa. Presidente. Avrebbe fatto bene l'assessore Colianni ad assistere alla discussione su un articolo così importante, che attiene a un servizio fondamentale per i cittadini siciliani, che pagano sulla loro pelle la mancata programmazione, che pagano sulla loro pelle l'incapacità di poter fare investimenti, di poter difendere il valore delle loro imprese, perché non siamo nemmeno in condizione di offrirgli un servizio fondamentale come quello dell'acqua. Però dobbiamo riportare le cose
allo stato di quello che è realmente la situazione. Perché vede Assessore Dagnino, il tema che dovremmo porci, che in qualche modo poneva l'onorevole Cambiano, è vero. Noi, lo dichiarò l'assessore Colianni durante la discussione nelle scorse variazioni di bilancio, colleghi, però dico, l'Aula è immensa. L'Aula è immensa. Presidente, lo dichiarava l'assessore Colianni durante l'ultimo assestamento di bilancio, il costo industriale dell'acqua dissalata è di 1,50 € al metro cubo. Noi stiamo trasferendo risorse per pagare circa 9,5 milioni di metri cubi d'acqua che, come diceva il collega Cambiano, quest'anno non sono stati prodotti, ne sono stati prodotti molto meno, perché sappiamo che il dissalatore di Porto Empedocle lavora a mezzo servizio quando lavora, quello di Trapani è partito in ritardo, quello di Gela ha avuto altri problemi. Stiamo pagando comunque, senza alcun controllo, mi permetto di dire, oltre 2,50 € a metro cubo. Allora io vorrei riportarle, assessore Dagnino, lei che è un brillante esperto di economia, i dati del bilancio di Siciliacque. Siciliacque fattura 55 milioni di euro, è un utilities Siciliacque, fattura 55 milioni di euro, i dati dell'ultimo bilancio, e dichiara utili per 5,5 milioni e mezzo. Quindi un utile netto del 10% circa, che per un utilities, al netto dell'energia che per adesso fa numeri assurdi, sono numeri altissimi. Noi stiamo garantendo sui dissalatori sui 3 dissalatori siciliani un ricarico di oltre il 100%. Mi pare che, al netto del fatto che poi Siciliacque sicuramente è una partecipata regionale, ma è una partecipata indirettamente statale, perché Italgas è lo Stato, è una partecipata statale, ma dico, nemmeno allo Stato si può consentire di avere un ricarico del 100% su un servizio essenziale per i cittadini. Allora, e lo stesso vale per l'acqua che preleviamo per le dighe, perché l'acqua viene fornita dal sovrambito a oltre 70 centesimi, quando produrla costa 10 centesimi. Il sovrambito che fa pagare di più. Allora è chiaro che questi temi li dobbiamo affrontare, come diceva correttamente l'onorevole Cambiano, ma dobbiamo farlo evitando che dalla nostra discussione derivi un ulteriore danno per i cittadini, perché a fronte di tanti torti, io vengo da una scuola in cui a fronte di tanti torti anche una sola ragione va difesa e valorizzata. Oggi, per quanto riguarda il primo comma, la prima parte dell'articolo così come è riscritto, bisogna riconoscere che Siciliacque è l'unica ragione che ha, perché sta fornendo acqua a molti comuni siciliani a causa degli errori commessi dalla regione siciliana, però Siciliacque non può essere pagata perché manca un gestore, o meglio, secondo quello che sono i pronunziamenti delle corti di giustizia del nostro Paese, il gestore della regione siciliana, tant'è vero che noi, come gruppo del Partito Democratico, avevamo detto che avrebbe dovuto pagare la regione questi 20 milioni, perché il debito c'è. La soluzione che ha trovato il governo è una soluzione corretta? A mio avviso non è corretta e fa sorgere spontaneamente quelle questioni e quelle domande che ha fatto l'onorevole Cambiano. Però oggi, se noi, a fronte di cittadini già penalizzati, di comuni già penalizzati, dicessimo che queste risorse, per ciò che concerne il primo comma, non devono trasferirsi, alla fine faremmo una toppa peggiore del buco, perché graveremmo ulteriormente i cittadini di un disservizio, perché Siciliacque sarebbe assolutamente legittimata a dire: non svolgo più le funzioni di sovrambito per quei comuni e non gli fornisco più l'acqua. Ora, io comprendo e
mi schiera al fianco delle battaglie che pone l'onorevole Cambiano. Però oggi c'è bisogno di avere a cuore le ragioni dei cittadini, di oltre 150.000 cittadini siciliani che rischiano di non avere l'acqua. È una soluzione ponte non condivisa quella del governo regionale, ma probabilmente in quest'Aula è l'unica che oggi ci può vedere concordi e che ci può vedere affrontare un problema sapendo che da qui al 2026 lo dovremo risolvere definitivamente. Quindi io mi appello al senso di responsabilità di quest'Aula, mi appello al senso di responsabilità di ciascuno di noi per poter superare questa questione per quest'anno, nell'attesa ovviamente che anche l'ATI idrico di Trapani e quello di Messina facciano la loro parte. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire l'assessore Savarino, prego. Poi c'è la risposta. Grazie Presidente. Questa è una norma, intervengo come deputato del mio territorio agrigentino, che il Governo ha voluto scrivere e proporre a quest'Aula, e credo che da questo punto di vista non manchi la condivisione, per tentare di salvare alcune realtà e nello specifico nella provincia di Agrigento il tentativo di una società pubblica che è AICA di gestione dell'acqua, con la difficoltà però nei ritardi di pagamenti che l'attuale governance ha ereditato e che metteva a rischio la stessa sopravvivenza di AICA. Quindi questa anticipazione che il governo regionale ha proposto all'Aula e che l'Aula mi auguro condivida, dà così la possibilità a AICA di respirare e di poter fare una cosa però importantissima, perché ha ragione il collega Cambiano, mi dispiace che non ci siano gli altri colleghi agrigentini, c'è solo il collega Catanzaro, ma sappiamo bene noi nel territorio agrigentino quanti comuni non rispettano i pagamenti nei confronti di AICA. E non è giusto che ci siano utenti, cittadini di un comune che pagano e a 15 chilometri, a 10 chilometri in realtà invece di cittadini che non pagano nel silenzio di chi li amministra, non hanno neanche addirittura i contatori. Quindi so che la governance attuale ha messo finalmente un freno a queste cattive abitudini, a questa mala gestio e sta regolarizzando la situazione, si è impegnata in questo senso anche nei confronti del Presidente Schifani, che ringrazio per l'attenzione che ha avuto, e che quindi anche ad Agrigento cambierà il volto di questa società anche nei rapporti di quei comuni reticenti e morosi che purtroppo stanno mettendo in difficoltà AICA, col rischio che Sicilia Acque togliesse la dotazione di acqua a discapito anche di tutti quanti anche gli altri comuni che invece sono in regola. È vero anche che nell'intervento dell'onorevole Cambiano va sottolineato quelle punte di verità che anche nella scorsa legislatura più volte noi abbiamo sottolineato nella commissione che io mi pregiavo di presiedere, quando abbiamo votato all'unanimità quella risoluzione che accompagnava la rottura dei rapporti con allora ente gestore, che invece era un ente privato, e dava il via alla società pubblica che oggi abbiamo. I rapporti tra la Regione Siciliana e Sicilia Acque li abbiamo più volte attenzionati, abbiamo anche verificato più volte quei contratti, non c'è dubbio che il collega ha ragione, vanno attenzionati, verificati, perché la Regione Siciliana deve avere forza in questo rapporto con Sicilia Acque e fare innanzitutto gli interessi dei siciliani, del territorio e dei nostri cittadini. E troppe volte invece in situazioni di ricatto morale, essendo l'ente di sovraambito, ci siamo trovati in territori in difficoltà, compreso adesso ad Agrigento, perché se non ci fosse stata la moral suasion del Presidente Schifani
in questo momento gli agrigentini avrebbero la dotazione di acqua ridotta e quindi invece, fidandosi del Presidente Schifani, hanno evitato questo, e questa anticipazione di credito ci permetterà di dare una prospettiva ad AICA e alla nuova governance di AICA, che ringrazio per gli sforzi che stanno facendo sia i sindaci che la dirigenza, di mettersi in regola e continuare ad avere quella speranza che i cittadini avevano in una società pubblica. Accompagnata a questo saranno gli investimenti che sulle reti sono già state avviate e che devono essere implementate, che sono certa, grazie ai fondi extraregionali, troveranno nelle nuove progettazioni l'avvio, perché le tematiche sono tante e sono anche ataviche, ma una pena al giorno andranno risolte. Collega, farò presente all'assessore che non è presente oggi in aula, all'assessore di merito, che su questo tema dei rapporti tra la Regione siciliana e la società di sovrambito bisogna aprire un tavolo, e bisogna farlo in questa sede istituzionale che è il Parlamento, coinvolgendo tutti i deputati e i territori, in modo tale che si sappia in maniera chiara e trasparente chi deve fare cosa e cosa c'è dietro il costo che i siciliani pagano dell'acqua. Non l'avevo vista. Prego, onorevole Vardera. Sì, Presidente. Io, rispetto all'intervento della collega Savarino, volevo fare presente un passaggio, perché in questa vicenda che ha raccontato con passione sia il collega Sefina che il collega Cambiano c'è un grande paradosso, e non possiamo fare finta che la Regione sotto questo punto di vista dice di stare con i cittadini e poi di fatto sta con Siciliacque. E qual è la prova, la pistola fumante di questa cosa, Assessore? C'è un pozzo, Favara Burgio, che Assessore, io lo spiego, perché anche questo dobbiamo... No, mi sa che però si è confusa, perché la questione è molto semplice. Favara Burgio, che dovrebbe essere di proprietà esclusiva all'interno di AICA, la Sicilacqua cosa fa? Preleva l'acqua da quel pozzo, pretende di pagarla per 2 volte, e quindi ci troviamo col paradosso che Sicilacqua fondamentalmente viene coperta dalla Regione stessa, perché nel Consiglio di amministrazione, le ricordo, 3 rappresentanti della Regione vengono nominati, il Presidente e 2 vicepresidenti, quindi la major di fatto è gestita l'amministrazione da appunto Sicilacqua, che in questo caso cosa fa la Regione siciliana? Si pone ovviamente contro i stessi cittadini, fa finta di essere con i cittadini, ma di fatto la paga per 2 volte, perché la risposta che ha dato l'assessorato ad AICA è chiara, ha detto no, quel pozzo appartiene a Sicilacqua, quindi in automatico, quindi ente di sovrambito, posso andare a prelevare. Allora smettiamola di prenderci in giro, perché la Regione ha dimostrato di essere con i privati nella gestione dell'acqua, perché se non fosse stato con i privati il pozzo di Favara Burgio, così come più volte ha denunciato AICA, non poteva essere pagato per 2 volte. Quindi io non me la sento di dire che vale tutto rispetto a questo tema. Purtroppo c'è un fatto che è dirimente: Sicilacque, che all'interno ha un fondo cinese, BlackRock, ripeto, BlackRock, che ovviamente è una company che fa soldi di sua natura, e i fondi cinesi per il 75%, quindi in questa partecipazione di Italgas ci sono i privati, e quindi stare con i privati nella gestione dell'acqua è una filosofia politica di questo governo, e se ne deve assumere la responsabilità. Non si può dire che non è così, perché ci sono le carte. L'assessore Colianni in persona risponde ad AICA e dice no, da Favara Burgio non potete prelevare, anzi dovete prelevare e pagare per 2. Allora su questo tema
bisogna avere chiarezza, bisogna avere il coraggio di dire come sta. La Regione ha deciso di schierarsi con i privati, pur essendo in Consiglio di amministrazione in Siciliacque, avendo il Presidente e 2 vicepresidenti, si schiera con i privati e l'acqua non è più pubblica, ma è meramente privata, si paga per 2 volte. Io ho incontrato anche AICA, che mi ha raccontato di questa vicenda e mi ha detto: noi non possiamo fare altro che attenerci a quello che ci dicono, perché se la Regione non ci chiedesse di pagare per 2 l'acqua nostra, non avremmo bisogno di questo prestito. Quindi questo prestito serve soltanto a ripagare per 2 quello che già si paga con Siciliacqua. E questo dobbiamo dire chiaramente. Ed è evidente che in questa gestione la Regione ha deciso di stare con i privati, con i fondi americani e con i fondi cinesi, BlackRock e i cinesi. Questa è storia. Benissimo, adesso siamo alle votazioni. Allora, scusami. La risposta dell'assessore Dagnino. Prego, assessore. Bene. Ora naturalmente ho preso un po' nota di alcune delle domande, però insomma sintetizzerò la risposta. L'operazione che è stata realizzata anni fa con Siciliacque è, come sapete, una forma di partenariato pubblico-privato. Quindi Siciliacque è concessionaria della rete ed è in società naturalmente con la Regione, essendo appunto una forma di partenariato pubblico-privato. Come previsto dalla legge, dal codice dei contratti pubblici, in questo caso il concedente, cioè la Regione, assume degli obblighi per legge. Tra questi obblighi vi è l'obbligo di garantire l'equilibrio finanziario. Questo equilibrio finanziario viene meno, attenzione, l'equilibrio finanziario sottolineo, perché una cosa è ovviamente l'aspetto economico, cioè i crediti e i debiti, una cosa è l'equilibrio finanziario, cioè i flussi di cassa. Questo equilibrio finanziario viene meno, in particolare nel territorio trapanese, perché, come sapete, non è stato ancora completato l'iter di aggiudicazione dell'autorità d'ambito. Okay? Quindi che succede all'atto pratico? Che la riscossione del canone idrico non avviene perché non ci sono neanche installati i contatori. È un tema di grande rilevanza che il governo Schifani sta affrontando ed mi dicono, ora non mi occupo ovviamente personalmente dell'andamento dell'iter, però mi dicono che l'iter è in un buono stato di avanzamento. Nelle more la Regione deve garantire l'equilibrio finanziario. Quindi quando noi si è trovato, devo dire che io ho trovato già questo metodo che va avanti da alcuni anni, come fa a garantire l'equilibrio finanziario? Col meccanismo delle anticipazioni. Si danno dei soldi che sono non dei pagamenti, dei contributi a fondo perduto, non sono dei trasferimenti di denaro secchi, ma sono semplicemente anticipazioni finanziarie con obbligo restitutorio. Arriverà il momento in cui Siciliacque avrà da interloquire con il gestore, con l'autorità d'ambito, si riscuoteranno regolarmente le tariffe idriche e Siciliacque verrà a sanare questo disequilibrio finanziario. Naturalmente, se non vi fossero questi trasferimenti finanziari a titolo di anticipazione da parte della Regione, Siciliacque andrebbe in squilibrio finanziario e potrebbe anche trovarsi nella impossibilità di proseguire l'attività. Però mi faccio finire, ho ascoltato numerosi interventi. Il fatto che, adesso io questi dettagli non li conosco perché non lo seguo direttamente, che possa avere distribuito utili, quello attiene all'aspetto economico, perché l'utile di bilancio è un aspetto economico, ricavi e costi, ancorché non incassati o non pagati. Sono 2 dimensioni diverse, quella economica da quella finanziaria. Ma se c'è lo squilibrio finanziario, Siciliacque non può proseguire perché si trova indebitato. L'anno scorso, essendosi poste polemiche, così rispondo al secondo quesito rispetto a queste erogazioni, si è ragionato sull'opportunità, per proprio prevenire polemiche come quelle che ancora oggi sono particolarmente attive, di prevedere che l'anticipazione fosse a fronte di un tasso di interesse.
Questo tasso di interesse ha ingenerato ulteriori difficoltà nella gestione di Siciliacque, motivo per cui quest'anno si è ritenuto di non ripetere la logica dell'applicazione del tasso di interesse che era stata fatta l'anno scorso. Non c'è giusto o è giusto uno o è sbagliato l'altro, sono delle scelte. L'aggravio del tasso di interesse incide sul piano economico perché crea un debito che va a gravare ulteriormente sul bilancio di Siciliacque. L'anno scorso prudenzialmente si è fatta questa scelta, quest'anno a fronte di ulteriori interlocuzioni, rappresentazioni delle ulteriori difficoltà di Siciliacque si è deciso di tornare alla scelta precedente, cioè quella degli anni precedenti in cui le anticipazioni erano senza corrispettivo oneroso a titolo di interesse. Questa è in sintesi la situazione, evidentemente è una situazione complessa perché il fatto che non ci sia il gestore, la società d'ambito, fa sì che sostanzialmente i cittadini della provincia di Trapani ricevono le somme, ricevono l'acqua nelle loro case senza avere la piena applicazione della tariffa come dovrebbe avvenire. Quindi vi è una sorta di redistribuzione temporanea sui siciliani, tenuto conto che Siciliacque ha un appalto più ampio di quello ha una concessione più ampia della sola provincia di Trapani. Questo è lo schema di lavoro che abbiamo portato avanti. Grazie. Grazie. Assessore. Onorevole Cambiano? Onorevole Cambiano? Io ho fatto quello che mi avete chiesto, il governo si assume le responsabilità di ciò che dice e di quello che fa. Noi adesso però dobbiamo proseguire per come abbiamo stabilito. Siamo al 16 Gov 1. Fermo, 16 Gov 1. Che sopprime il comma 1 del 16 Gov. Mi dici per favore come è classificato? Ok, siamo al 16 Gov 1 che sopprime il comma 1 del 16 Gov con chi l'ha presentato? L'ha presentato l'onorevole De Luca. No, chiede il voto segreto. Allora c'è il soppressivo del comma 1 del 16 Gov. Sì, scusami. E che cosa vuoi che faccia? Chiede ai colleghi di prendere posto. Intanto verifichiamo se è appoggiata la richiesta. Non è appoggiata la richiesta. E la sto ripetendo. Ascolti, onorevole De Luca. No, non si preoccupi. Non stiamo votando niente, intanto stiamo vedendo se è appoggiata. Vediamo se è appoggiata, chiuda e appoggiata. Mettiamo in votazione il 16 Gov 1 che è la soppressione del comma 1 del 16 Gov. Chi è favorevole? Intanto il parere del governo sul 16 Gov 1. È favorevole a sopprimerlo o meno o no? Cosa ha detto? Contrario. Quindi c'è il parere contrario del governo, parere contrario della commissione. Mettiamo in votazione il 16 Gov 1. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario... Sì, vero. Chi è favorevole a soppressione voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Dia indicazioni. Benissimo. Benissimo. La votazione è conclusa. 28 contrari, 20 favorevoli e respinta. Benissimo. Andiamo al 16 Gov. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Abbiamo votato l'articolo 16. Abbiamo votato l'articolo 16, adesso andiamo all'articolo 11. Gli emendamenti, immagino, onorevole Di Pasquale, l'articolo 11 soppressivi sono tutti ritirati. Onorevole De Luca, i soppressivi del Movimento 5 Stelle all'articolo 11 sono tutti ritirati. Immagino che anche quelli del Movimento 5 Stelle siano tutti ritirati. Benissimo. Ci sono altri articoli all'11? Siamo all'articolo 11. Non devi agganciare niente, tu devi avere la pazienza di aspettare. Ma c'è una riscrittura dell'articolo 11?
No, allora, non c'è emendamento di niente. Quindi sono ritirati tutti gli... Onorevole Sunseri, abbiamo già discusso sulla questione. L'11 ha un percorso, poi ci saranno altre questioni che si affronteranno successivamente. Presidente Dayton, chiedo a lei, sull'articolo 11, la sintesi si era trovata su quello che era uscito dalla Commissione o ho capito male? Per favore, lo dica al microfono e mi dica quale si deve mettere in votazione. Si alzi, si alzi. L'ho capito, però se ci arriva sempre dopo io impazzisco. L'ho capito, qual è quello che si deve votare? E quale come classificato, per favore?
Allora, colleghi, andiamo all'articolo 11. Gli emendamenti sono tutti ritirati. Si voteranno soltanto l'articolo... Stai calmo. Si voteranno soltanto l'11.226R e l'11.163. Benissimo. Intanto votiamo l'11.226R. Sì, però se dite sempre le stesse cose, sono quelli che abbiamo concordato fino a questo momento. È tra i fuorisacco. Aumenta di 15 milioni. È quello che aumenta di 15 milioni il fondo. Benissimo, ok, mettiamo in votazione l'emendamento 11.226R. Chi è favorevole resti seduto. Quello concordato. Ma che stai dicendo? Siamo all'11.226R. Mettiamo in votazione l'11.226R. Chi è favorevole resti seduto. Chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo... Quindi 33. Ora è solo 6,5, solo sul 26. È solo sul 26, sul 50 non c'è. Resta come? Immutato. Andiamo avanti, poi. 11.163. Adesso mettiamo in votazione l'emendamento 11.163. È una correzione tecnica del comma 22. Chi è favorevole resti seduto. Chi è contrario si alzi. È approvato. Adesso andiamo all'articolo 11. Sì. Prego, onorevole Cracolisci. È che sono stanco e non capisco più niente. L'1126 che abbiamo votato del R ha stabilito che la copertura dei 16 milioni in più, quanto sono, e 15 in più, è relativa al 2026, è solo per il 2026. Ma l'emendamento che è stato sostituito, l'11.226, non dava soltanto 15 milioni. È stato interamente sostituito. Quindi non stiamo più dando 15 più 15, stiamo dando solo 15. Sì. Cioè stanno saltando 15 milioni per i comuni. No, sono Come aggiunti no? solo 15. No. Per il 2026. No. Faccia una cosa, onorevole Cracolisci. Se viene a guardare un secondino quello che abbiamo approvato, magari viene più semplice. Quello che abbiamo approvato ce l'ho qua. Salga ugualmente. La voglio avere vicino.
Benissimo, allora mettiamo in votazione l'articolo 11 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato.
Onorevole Cracolici, la seduta riprende per dare la possibilità di poter intervenire. Prego, onorevole Cracolici. Io la ringrazio, faccio come l'intermezzo pubblicitario. La seguiamo con interesse come gli intermezzi pubblicitari. Prego, onorevole Cracolici. Presidente, ho capito che si stanno provando a scrivere degli emendamenti che hanno la finalità di sostenere in qualche modo, oltre i 365 milioni che abbiamo previsti nel fondo, con ulteriori risorse i comuni, in qualche modo. A questi si aggiungono i 10 milioni in più per il fondo per il precariato, oltre ai PIP. Però io vorrei essere chiaro e mi dispiace che... Dov'è San Martino? Ascoltami. No, visto che il governo è impegnato in altra sede, io avevo fatto un appello al governo di aumentare il fondo che trasferivamo ai precari per aumentare le ore del personale in atto sotto contratto. Il governo mi aveva, dopo che è stata respinta, diciamo, in una prima istanza l'aumento da me richiesto, aveva condiviso la possibilità di poter aumentare, se non tutto, rispetto alla richiesta, in parte almeno. San Martino ascolta. Però io vorrei che fosse chiaro, la mia proposta, onorevole San Martino, nonché assessore Dagnino, non fa distinzioni, nel senso che io sono per aumentare le ore del personale che in atto è sotto contratto con i comuni, non di aumentarlo solo ad alcuni e ad altri no, secondo il criterio che chi ha 20 ore glielo aumentiamo, chi ne ha 26 no. È chiaro? Quindi vorrei che fosse chiaro che la mia proposta è aumentare il fondo in maniera erga omnes, poi i comuni che gestiranno questi contratti avranno quelle risorse aggiuntive per aumentare le ore. Ma se noi cominciamo a stabilire che aumentiamo le ore solo a quelli che ne hanno meno, in senso che in atto hanno un contratto di 20 ore, mentre che hanno un contratto di 24 ore non gli aumentiamo un'ora, io lo ritengo sbagliato. Quindi, se dobbiamo aumentare le ore ai precari, saranno 2 ore, 3 ore, quelle che saranno, ma devono essere 3 ore per tutti i precari, non per qualcuno o per qualche altro. Quindi se qualcuno sta pensando a una misura di integrazione del fondo per il precariato, distribuendolo in maniera diversa secondo le ore di appartenenza, se non è così ne sono contento. Però ho capito qualcosa che mi lascia pensare che ci possa essere una sorta di machiavellismo delle ore di integrazione. Se il governo, nella figura del vicepresidente, assicura che questo non succederà, ne sono contento. Grazie, onorevole Cracolici. Ha chiesto di intervenire l'assessore San Martino. Grazie Presidente, colleghi, Governo. L'onorevole Cracolici ha rimesso l'accento su un tema che, ahimè, abbiamo già votato sull'articolo 15. È un tema ovviamente sensibile al Governo e si può dire tutto a questo Governo, onorevole Cracolici, ma non che ci sia stata sempre la massima attenzione nei confronti dei comuni. Anche in questa manovra ingenti risorse rispetto all'anno scorso si stanno destinando ai comuni siciliani. È chiaro che non ci può essere una disparità di trattamento su il monte ore di un lavoratore di un comune piuttosto che di un altro, quindi l'intendimento del Governo, avendo parlato ovviamente con l'assessore Dagnino, è quello in questi minuti, visto che si dovrà ricorrere a un 117 così come concordato con la Presidenza dell'Assemblea, ma anche ascoltando tutti
i capigruppo di maggioranza e opposizione che prima provavano a intervenire, ma sono certo interverranno nel momento della votazione, se l'Aula concederà ovviamente all'unanimità l'opportunità, il Governo in questi minuti sta trovando la copertura economica per dare un segnale e un primo segnale concreto all'aumento delle ore dei precari degli enti locali.
Allora la seduta riprende, abbiamo degli emendamenti A501, buonasera. C'è un emendamento A501. Sì, tranquilli, non vi preoccupate. Aspetto tutto il tempo che voi volete. Tra i fuorisacco ci sono l'A501 e A502 e A500 bis. Ter, no bis. No, 5 milioni. 5. Allora, scusami, c'è un errore. C'è un refuso.
Allora, siamo all'emendamento 501 bis che è stato corretto, c'era scritto erroneamente 50 milioni, c'era un refuso, invece è di 5 milioni. Sì, l'emendamento è di 5 milioni. L'ISEE è stato portato a 10.000 euro. Chiedo il parere del Governo. L'emendamento 501 bis, favorevole il parere del Governo. Mettiamo in votazione l'emendamento 501 bis. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo adesso al... E l'altro non c'è? Quello dei laghetti? Ok. Siamo all'emendamento 502 ter. Scusami, siamo alla 500 ter. Prego, può intervenire soltanto il capogruppo o uno per gruppo. Lei, onorevole Di Paola, va bene lei. Presidente, Governo, colleghi. Presidente, io intervengo sulla 500 ter anche per far notare ai colleghi di Forza Italia, principalmente, che sono stati quelli che hanno fatto una nota stampa, comunque hanno fatto delle dichiarazioni alla stampa dicendo che in qualche modo il Movimento 5 Stelle fosse all'interno di uno pseudo-accordo, non so come qualche esponente di Forza Italia, non mettendo il proprio nome assessore, ha fatto questa dichiarazione. Io, Presidente, la invito a leggere le firme dell'emendamento a 500 ter. Sono tutta una serie di norme che l'assessore ovviamente ha accolto per poterle mettere in votazione. Veda, Presidente, io ho un forte senso delle istituzioni e il mio intervento è fatto per dire che cosa? Se il Governo accetta e dà il parere per poter mettere in votazione un emendamento aggiuntivo, perché di questo si tratta, con le firme ovviamente dei parlamentari e con norme inserite legittimamente, attenzione, da dei parlamentari, come Movimento 5 Stelle noi oggi non ci opponiamo, non ci stiamo opponendo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo, ma, Presidente, le chiedo che questo emendamento venga votato con voto palese, Presidente, perché è giusto, visto che ci sono pure le firme sull'emendamento, che emergano quali sono le forze politiche e i deputati che sono favorevoli a questo emendamento e quelli che sono contrari, in maniera del tutto legittima, perché l'Aula, Presidente, è fatta per poter votare, ovviamente nel merito delle norme che possono essere inserite dal Parlamento o dal Governo. Grazie. Grazie, onorevole Di Paola. Ha chiesto il voto palese, vediamo se è appoggiata la richiesta. Deve essere appoggiata. Voto palese. Prema. Mettiamo in votazione l'emendamento A500 ter con voto palese. Chi è favorevole voti verde, chi è contrario voti rosso. La votazione è aperta. Che significa per me? Perché la votazione è conclusa, 26 favorevoli, 14 contrari, è approvato. Andiamo adesso all'emendamento A502. Chiedo il parere del Governo. Chiedo il parere del Governo sull'A502. Favorevole. Cosa?
A502, parere del Governo? Favorevole. Quindi mettiamo in votazione la 502. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. La seduta è sospesa per 10 minuti.